Buongiorno, buongiorno a tutti, state pian pianino entrando in sala. Benvenuti a questo webinar di presentazione di un progetto regionale in collaborazione con l'Università di Padova, con i 3 dipartimenti dell'Università di Padova. Il progetto è un progetto di ricerca e studio sulla consulenza agricola e lo slogan che abbiamo voluto proprio adottare è conoscere per migliorare, quindi aumentare la conoscenza per migliorare i servizi di consulenza da rivolgere alle imprese agricole e al rafforzamento delle imprese, quindi è dall'ACHIS, tema della conoscenza, di cui poi avremo un accenno. Vi avremmo voluto accogliere a Venezia, vi avremmo voluto accogliere in una sala di uno dei nostri palazzi della regione che si affaccia sul Canale Grande, oppure nel Palazzo del Bo dell'Università di Padova, sede storica. Vi avremmo accompagnato a sentire le campane, i rintocchi delle campane per i 1600 anni di Venezia, vi avremmo accompagnato probabilmente a vedere le effigi di tutti i rettori che si sono succeduti negli 800 anni di storia dell'Università di Padova, vi avremmo accompagnato alle strade di Padova a vedere l'orto botanico dell'università. Purtroppo è intervenuto un piccolo esserino che ci ha scombussolato tutti i piani, ok? E ci dispiace. Vorrà dire che se riusciremo al termine del progetto vi accoglieremo in quell'occasione. Io vi do il benvenuto, ma soprattutto do la parola subito al dottor Zanol, il direttore della direzione agroalimentare, per i saluti da parte della regione, e al professor Luigi Sartori in qualità di presidente della scuola di agraria e medicina veterinaria dell'Università di Padova, con sede nel campus di Agripolis a Legnaro, per i saluti dell'università. La parola al dottor Zanol. Grazie. Grazie dottor Sartini. Buongiorno a tutti. Io sarò rapidissimo perché qui bisogna poi andare effettivamente a sapere e a capire com'è il progetto e sentire le voci dei protagonisti. Porto il saluto dell'assessore che non è potuto intervenire perché il venerdì ormai è dedicato a questi diciamo così, rapporti tra Stato e Regioni, per cui ci sono delle questioni che lo portano un po' distante rispetto a quelle che sono le evidenze del settore diretto, del settore agricolo. Però porto i saluti dell'assessore e rimarco ancora una volta l'importanza di questo progetto, perché è un progetto che serve, diciamo così, per fare un collaudo, un primo collaudo di quello che è stato e che è un prototipo alla fine, perché in fin dei conti abbiamo implementato queste attività all'interno del programma di sviluppo rurale da poco tempo, ed è giusto fare un primo collaudo per verificare evidentemente l'efficacia di quello che è stato, diciamo così, implementato come prima fase. Ed è giusto anche fare una valutazione rispetto a quelle che dovrà essere l'evoluzione rispetto al breve periodo, ma soprattutto l'evoluzione rispetto al periodo medio-lungo e quindi anche alla prossima programmazione. È importante che sotto tutto il processo di innovazione ci sia e ci debba essere la conoscenza e il trasferimento di queste delle conoscenze derivate dalla ricerca e dalla sperimentazione. È un processo che necessita di un trasferimento, se cosiamo vuol dire, da monte a valle, quindi dalle attività di ricerca e sperimentazione fino alle attività di campagna alla fine, ma è un processo che ha bisogno anche esattamente del canale contrario, e cioè di riuscire a individuare e a capire quali sono le necessità impellenti da una parte e anche le necessità appunto nel medio e lungo periodo che sono evidenziate e vengono evidenziate dal lavoro quotidiano o comunque dal lavoro dell'imprenditore che si trova evidentemente diciamo così in frontiera o a proteggere evidentemente il proprio essere, oppure ad ampliare quelli che sono i propri spazi di conoscenza e di competenza. Quindi bisogna conoscere per innovare,
E soprattutto è chiaro ormai a tutti che l'innovazione tecnologica non può andare avanti senza l'innovazione del capitale umano, l'innovazione della conoscenza. Grazie e auguro a tutti un buon lavoro per oggi e poi un buon lavoro anche per poi il proseguo del progetto. Bene, grazie dottor Zanol. La parola al professor Luigi Sartori. Grazie dottor Trentin, grazie di avermi invitato, buon pomeriggio a tutti. Era solo per dire due parole nei panni del presidente della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, ma anche, se mi permettete, in quelli di un ricercatore che da decenni si occupa di tecnologia in agricoltura. È chiaro che la formazione del consulente sia compito dell'università. La procedura per attivare un corso di laurea definita dal Ministero prevede infatti di delineare chiaramente la figura del laureato e gli sbocchi occupazionali, tra cui rientra quasi sempre l'attività professionale di consulenza, attraverso la consultazione delle parti sociali. Tutta questa attività è alla base della successiva attività formativa che verrà impartita allo studente. Per le aree di interesse agrario, forestale, alimentare e animale, il posto giusto, come è stato detto, è il campo di Agripolis. Non solo perché è sede dei 4 dipartimenti di assoluta eccellenza nel loro settore, di cui 3 sono coinvolti attivamente anche nel progetto, ma anche perché esiste la scuola di agraria e medicina veterinaria. La scuola eroga 20 corsi di studio e più della metà interessano gli ambiti di consulenza previsti dalla misura 2 del PSR. Alcuni di questi coincidono proprio con la denominazione del corso di laurea, ad esempio il nuovo corso in produzioni biologiche vegetali appena attivato ne è un esempio, e moltissime tematiche sono denominazioni di insegnamenti che vengono impartiti all'interno di questi corsi. In questi ultimi anni, proprio per formare laureati in possesso di sempre nuove competenze che vengono richieste dal mondo del lavoro, si stanno attivando nuovi corsi di laurea. Questo è sintomo di un continuo tentativo di adattamento dell'università alle esigenze del mondo del lavoro. D'altra parte lo scenario agricolo in cui ci troviamo ad operare è complicato. L'agricoltura si sta rapidamente evolvendo, l'imprenditore deve prendere delle decisioni cruciali, tante e in fretta. La situazione economica e strutturale, lo sappiamo qual è, dell'agricoltura italiana, cambiano le sue funzioni, cambiano anche gli obiettivi, si evolvono le tecnologie e le tecniche anche in maniera molto tumultuosa. È noto l'impatto della pandemia anche nel settore agroalimentare. Ecco, di fronte a questa situazione anche la consulenza si deve evolvere, deve essere indipendente, gestita da organi pubblici e deve essere, come l'agricoltura, sia specialistica che multifunzionale, perché deve offrire competenze che vanno dall'agricoltura biologica all'agricoltura digitale, il benessere animale, la tutela del paesaggio, l'agricoltura urbana, l'agriturismo, la difesa delle colture e così via, no? Occorre quindi formare una figura che sia di raccordo tra diverse specializzazioni, diversi attori, sia specializzata che con una visione d'insieme, proprio come la figura del laureato che cerchiamo di creare dai nostri corsi di studio. Ecco, queste due parole solo per concludere che diciamo le conoscenze, le innovazioni, le tecniche, le tecnologie sono del futuro, sono già disponibili perché sperimentate dalla ricerca e già ci danno un'idea dell'agricoltura del domani. Quello che serve adesso, subito, è quello di investire sul capitale umano,
Questo secondo me è il futuro e questo mi sembra anche sia l'obiettivo del progetto regionale e del sistema ACHIS, cioè focalizzare gli sforzi sulla formazione e l'informazione delle persone, creare degli imprenditori motivati, curiosi, appassionati, che vengano formati per applicare concretamente le conoscenze innovative che derivano dal mondo della ricerca. Ecco, io volevo sottolineare la piena disponibilità della scuola per i suggerimenti che eventualmente deriveranno dai risultati del progetto regionale, e con questo vi auguro buon lavoro e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie professore Luigi Sartori. La scaletta degli interventi l'avete potuta vedere nel programma. Adesso si succederanno appunto degli interventi di presentazione dello stato di attuazione della misura 2. Il primo intervento lo farò io, poi interverrà il dottor Barbieri. Poi ci saranno i 3 interventi di presentazione del progetto da parte dei 3 dipartimenti coinvolti appunto nel progetto di collaborazione con la Regione, e poi ci sarà un ampio spazio dedicato a diciamo una chiacchierata tra i protagonisti, li abbiamo chiamati, della consulenza, che verranno presentati successivamente dalla professoressa Maratiene e coordinati in questa chiacchierata appunto dalla stessa, e avrete modo appunto di conoscerli. Si scambieranno delle idee, delle impressioni dal loro punto di vista, dalla loro esperienza. 2 comunicazioni di servizio. La prima comunicazione è che verso la fine del webinar vi apparirà probabilmente un messaggio dalla chat, perché verrà inserito un link per compilare, eventualmente, se vorrete compilare, un questionario di valutazione del webinar. La seconda comunicazione è che questo progetto lo abbiamo anche sottotitolato come avvio di un percorso partecipativo per il rafforzamento dell'ACHIS e del rafforzamento delle imprese. Non abbiamo previsto uno spazio per le domande, però l'invito è di scrivere le vostre domande nella chat. Poi noi le riporteremo in un documento che verrà pubblicato, e con le relative risposte verrà pubblicato nella pagina appunto del progetto. Quindi siete caldamente invitati ad esprimere le vostre domande con questo strumento. Io adesso vi condivido il mio schermo in modo tale che possiate vedere la mia presentazione. Date conferma, sì, lo vedete? Sì, si vede bene. Sì. Benissimo. Allora, questo appunto è il titolo del progetto. Il compito che mi è stato affidato è quello di descrivere lo stato di attuazione della misura 2, in particolare per il tipo di intervento 211, utilizzo di servizi di consulenza da parte delle aziende. Come voi sapete, la misura 2 infatti consta di 2, almeno diciamo in gran parte dei PSR è stato declinato con le 2 possibilità, i 2 tipi di intervento. Ci sarebbe stato anche un terzo, ma non è stato attivato sicuramente nella nostra regione, e anche mi risulta poco in altri contesti. Allora, come è stato ripetuto, l'attuazione del tipo di intervento 211 è strettamente legata al capitale umano, e quindi quello che io dico sempre è che la misura consulenza, il tipo di intervento consulenza è un gioco di squadra. Allora io qui ho diciamo la mia squadra, quella che compone appunto la mia unità organizzativa e che si interessa della consulenza, della formazione e dell'innovazione, e quindi Luca Boscolo e Matteo Garbin per quanto riguarda l'ufficio appunto ricerca, formazione e consulenza, e Monica Vianello per quanto riguarda l'ufficio invece che si interessa di ricerca e innovazione. Simone Dal Canale è un collega giovane che sta svolgendo presso di noi un periodo in stage, e che quindi anche lui ha collaborato per la buona riuscita di questo webinar in particolare, e anche proprio nello studio del progetto. La squadra però non è finita qui, la squadra si completa con 250 consulenti, 7.000 imprenditori, quindi vedete che squadrone che siamo,
E il gioco che sviluppa questa squadra sono 17.000 visite aziendali, perché praticamente se prevediamo che mediamente arriviamo a 2 visite e mezza, 3 visite per imprenditore, con 100.000 ore di attività correlata a preparazione e realizzazione delle visite. Quindi vedete che gioco immenso. Allora, grande sforzo organizzativo da parte della regione, qui manca tutta la squadra dei colleghi che preparano noi, quindi che preparano gli strumenti diciamo informatici, che preparano diciamo ci preparano i documenti di programmazione, quindi c'è anche tutto un lavoro di spogliatoio, di preparazione tra virgolette atletica, e tutto per realizzare questo gioco di squadra, che è un gioco di contatto. Vedete emblematica l'immagine che ho utilizzato, queste mani che si tengono strette. Purtroppo questo gioco di contatto, estremamente contatto, come tutti i giochi di contatto in questa fase di Covid, sta subendo sicuramente delle ristrettezze. Quindi questo esserino piccolino ha fatto sì che questi legami, questi contatti di fatto siano in qualche modo stati minati. C'è bisogno anche di utilizzare, vedete, il sanificatore. Quindi sicuramente l'attuazione in Veneto, ma in tutte le parti, in tutta Europa, praticamente ha risentito, l'attuazione della misura consulenza ha risentito anche di questo aspetto qui, molto, molto importante. I numeri in Veneto, in questa slide proprio riassunti a grandi linee tutte le informazioni relative allo stato di attuazione della consulenza in Veneto. Abbiamo avuto 2 bandi di fatto, uno che si sta concludendo, aperto nel 2018, e uno invece che è ancora aperto, i cui termini per la presentazione delle domande sono è ancora aperto, e che appunto è stato aperto ai primi di quest'anno, i primi giorni di quest'anno. Con il primo bando noi abbiamo messo a bando 10 milioni di euro, sono stati attivati 18 percorsi di consulenza, poi vedremo cosa intendiamo per percorsi di consulenza. L'avvio di progetti è avvenuto in ottobre del 2019, erano state previste un anno di attività, poi a causa Covid abbiamo procrastinato di 6 mesi l'attività, e quindi si stanno proprio concludendo. Il 18 aprile prossimo verranno conclusi i progetti di consulenza. Su questo bando vi chiedo di porre attenzione su alcuni numeri che sono riportati. Allora, intanto, a fronte dei 10 milioni di euro che sono stati messi a disposizione, sono stati richiesti poco più della metà, vedete, 5 milioni 650 di euro, e quindi questo, diciamo, ci ha fatto riflettere, nel senso che arrivavamo sicuramente da un momento di incertezza della misura 2, e quindi questo può essere proprio la causa, questa può essere la causa di questa richiesta. È stato sicuramente il primo bando anche per testare un modello, come diceva il dottor Zanol. Però nonostante questo abbiamo avuto un'adesione di quasi 8.000 aziende, 7.800 aziende, e con 20 domande finanziate, che significa praticamente 20 presentati da 12 organismi di consulenza, e ad oggi, diciamo, meglio, il 26 febbraio hanno beneficiato della consulenza 7.000 aziende. Sicuramente questa differenza tra le aziende aderenti e le aziende che hanno beneficiato alla fine di febbraio della consulenza, una parte di riduzione dei numeri è stata causata in fase determinata, in fase di istruttoria dalle verifiche fatte dall'organismo pagatore, ma anche, diciamo, molto probabilmente qualche azienda si perderà, verrà persa proprio a causa delle difficoltà determinate dal Covid. Per quanto riguarda il bando che è aperto, vedete, vengono attivati 34 percorsi di consulenza, che significa che si è quasi duplicato l'offerta di consulenza per le imprese agricole. La presentazione delle domande è aperta fino all'8 maggio, ad oggi almeno, poi vedremo se ci sarà necessità. Comunque l'8 maggio dovrebbero essere presentate le domande. Perché graduatorie per priorità e focus area? Perché come diciamo chi ormai mastica da un po' di tempo
ha masticato la programmazione 2014-2020 sa che il programma di sviluppo rurale, nei programmi di sviluppo rurale, la priorità 1 e gli interventi di priorità 1 contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi delle altre priorità e focus area, tant'è che il budget finanziario della misura è stato suddiviso appunto per priorità. Quindi questo è il motivo per cui vedete, avete visto nella slide precedente appunto le focus area che corrispondono, focus area 2A, 2B, 3A, che corrispondono praticamente a graduatorie differenti. Quale modalità di svolgimento della consulenza abbiamo voluto adottare nel nostro modello veneto? Innanzitutto abbiamo tenuto conto di quello che ci raccomandava la Commissione europea nei documenti che hanno preparato gli Stati membri nella predisposizione delle loro proposte di misura, le cosiddette fiche di misura messe a disposizione dalla Commissione europea. In queste fiche praticamente si dice in maniera molto chiara che la consulenza, a differenza anche di una formazione, è tailor made, cioè deve essere tagliata su misura rispetto all'impresa che usufruisce di questi servizi. Quindi la prestazione di consulenza, pur se nel nostro modello abbiamo cercato di descrivere, diciamo, il protocollo e quindi le azioni e le attività che il consulente è chiamato in primis a svolgere, risentono comunque nel loro svolgimento delle particolarità della singola impresa, ed ogni singolo consulente quindi è in grado, a seconda delle situazioni che si trova davanti, quindi dei colloqui che può avere con l'imprenditore agricolo, può, diciamo, tarare il suo intervento. Nei nostri percorsi di consulenza noi abbiamo descritto appunto le attività, in linea generale, le attività che deve essere svolta, e anche i documenti che devono essere prodotti. Questi documenti li consideriamo degli strumenti di supporto alle decisioni dell'impresa, e abbiamo in qualche modo voluto anche inserire diciamo una parte di innovazione, perché abbiamo previsto che alcuni output possono derivare dall'uso di applicativi, per esempio il bilancio semplificato che lavora sulla piattaforma del CREA, il BIPOL che lavora invece sulla piattaforma di ISMEA, il sistema di supporto e decisioni che diciamo, gli organismi di consulenza devono avere per poter fare questo tipo di consulenza, altri gestionali. Quali consulenze? Il regolamento dello sviluppo rurale individua e stabilisce gli ambiti di consulenza, poi noi li abbiamo declinati, alcuni li abbiamo praticamente specificati meglio, non sono 15 quelli che vengono richiamati nel regolamento, noi li abbiamo però voluti declinare in 15 ambiti di consulenza. In questo elenco vedete in rosso gli ambiti interessati già dal primo bando, in verde gli ambiti attivati col secondo bando. In nero vedete ambiti che sono stati parzialmente, diciamo indirettamente coinvolti anche dai percorsi di consulenza che prioritariamente coinvolgono gli ambiti segnati in rosso o in verde, ma sui quali c'è margine di lavoro proprio, ed è uno degli obiettivi anche del progetto che è fatto in collaborazione con l'università, è proprio c'è margine per poter individuare nuovi percorsi di consulenza. Abbiamo sempre parlato fino ad ora di percorsi di consulenza. Perché descrivere il percorso di consulenza nel nostro modello? Perché innanzitutto è un elemento di trasparenza nei confronti dell'impresa, significa che l'impresa sa bene qual è il servizio che gli verrà erogato, e dall'altra parte l'organismo di consulenza sa bene cosa deve fare, quindi è una guida per il consulente. È una guida e come tutte le linee guida lasciano comunque margine appunto per affrontare le situazioni particolari che il consulente trova appunto presso le diverse aziende. Hanno una valenza amministrativa anche sicuramente questi percorsi di consulenza, perché comunque ci permettono di individuare un costo che deriva appunto dalla quantificazione
fatta in termini di ore lavoro consulente, cioè il lavoro necessario, delle ore necessarie per svolgere quel tipo di consulenza come l'abbiamo pensato. L'ordine in cui sono stati posti questi tre elementi non è casuale. Noi non vorremmo che il percorso di consulenza venga letto, il protocollo del percorso di consulenza venga letto solo ai fini amministrativi, ma vorremmo proprio che fosse un documento trasparente nei confronti delle imprese, che fosse soprattutto una guida per il consulente. Questi sono i percorsi in nero del bando attivato nel 2018, che si sta per concludere, e in rosso i percorsi aggiunti per il bando 2020-2021. Vedete, sono classificati, sono catalogati con dei codici. Il primo numero sta a indicare la priorità e la lettera, la focus area, quindi tutti i percorsi 2A sono appunto, si calano nella focus area 2, nella priorità 2, focus area 2A. Vedete, sono molti i rossi, spaziano dalla focus area, dalla priorità 2, quindi finalizzata alla competitività, alla redditività dell'impresa, fino alla 3, alla priorità 3 che riguarda la logica di filiera, il miglioramento della filiera, e abbiamo voluto considerare il benessere animale come elemento di filiera, alla priorità 4 che riguarda invece la sostenibilità ambientale. E qui ne abbiamo veramente molti, tra cui appunto anche quello che riguarda l'agricoltura biologica. Io ho finito, ho voluto correre proprio per lasciare spazio alle presentazioni successive, soprattutto alla chiacchierata. Ho ricordato delle date precedentemente, non posso dimenticarmi di Dante Alighieri, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza, e quindi questo diventa il nostro secondo motto di oggi. Grazie. Bene, adesso chiamerei Stefano Barbieri. Sì, eccomi qua. Vi condivido, ecco, la mia presentazione. Veneto Agricoltura, la nostra agenzia veneta per l'innovazione del settore primario. Ecco, il mio ruolo oggi è illustrare molto brevemente un segmento di tutto questo processo che è particolarmente significativo ai fini della crescita del patrimonio umano e delle professionalità, che è appunto quello della formazione dei consulenti. Noi come agenzia interveniamo, perché questo è un po' uno delle mission dell'agenzia, interveniamo perché specificatamente incaricati su questa azione della misura 2 e interveniamo ovviamente in un segmento del processo di crescita professionale delle persone che è conseguente alla fase di istruzione e di formazione, che è quella che si genera negli istituti agrari, la rete degli istituti agrari, nelle università e via dicendo, non solo tra l'altro nell'ambito prettamente agricolo, perché come avete visto anche i percorsi di consulenza affrontano tematiche non sempre specificatamente agricole e quindi non sempre necessitano di professionalità specificatamente agricole. Le tematiche del marketing, dell'energia, eccetera, sicuramente attivano anche altri professionisti. I numeri che caratterizzano questi sostanzialmente 2 anni di attività di questo programma, che ha un orizzonte di conclusione al 2022, ma probabilmente proseguiremo anche dopo. Questi sono i dati appunto dal giugno-luglio del 2019 ad oggi: 72 corsi, 655 ore, di cui praticamente la metà, tutte quelle praticamente del 2020 svolte in formazione a distanza, quasi 1400 attestati rilasciati e circa 800 utenti
unici, nel senso che ovviamente ci sono dei corsisti che frequentano e che acquisiscono attestati su più corsi. È interessante questo dato che ho voluto approfondire circa la provenienza dei partecipanti. Circa il 76% è residente in Veneto, quindi circa il 25% proviene anche da altre regioni, e questo si è particolarmente manifestato ovviamente da quando abbiamo la formazione in modalità a distanza, perché come vedete il dato prima della FAD era circa del 6% di quanti provenivano da altre regioni. Questo anche perché, dobbiamo anche dirlo, ormai Veneto Agricoltura, la regione Veneto, è forse l'unica o quasi regione che produce un simile programma formativo, un simile anche volume di attività formative. I nostri corsisti sono, mi pare, ben soddisfatti dell'attività. Noi ovviamente è un'attività che gestiamo con sistema qualità, e questo è il dato su 10 punti di soddisfazione raccolto dai nostri questionari a conclusione dei corsi. L'articolazione dei corsi è stata progettata in coerenza ovviamente con gli ambiti e i percorsi di consulenza della misura 2, e qui ovviamente non potrete leggere con precisione questa tabella, che peraltro è parziale, ma che cerca di connettere, appunto, di evidenziare questa connessione tra i percorsi che vedete in riga e l'articolazione dei corsi invece, e quindi delle tematiche. Ci sono alcune iniziative che sono ovviamente trasversali a più percorsi di consulenza, altri invece molto più specifici. Questi sono un po' gli argomenti catalogati con una classificazione così un po' sicuramente non precisa, però vi dà l'idea della diversità ovviamente dei temi affrontati, della concentrazione su grandi tematiche come quelli della sostenibilità, quelle della difesa, ma anche della presenza, qui probabilmente dobbiamo anche sforzarci di essere ancora più propositivi, di quel 6% di tematiche trasversali proprio sul tema della metodologia e della conduzione della consulenza, perché sono cose che in genere non si imparano nelle scuole o nei momenti di formazione, sono cose che si generano nella formazione sul lavoro, insomma, però sempre più sono necessarie delle competenze trasversali e delle competenze proprio sulla metodologia del lavoro. Fino adesso vi ho parlato di attività corsuali, quindi erogazione di corsi di formazione, ma ci sono delle nuove prospettive, a mio modo di vedere. Ci sono poi delle opportunità che anche la nuova programmazione ci stimolerà a cogliere, e quindi credo che vi cito solo questi due macro ambiti, questi due frontiere, diciamo, quelle di essere in grado, insieme a tutto il sistema dell'ACHIS, insieme a tutto il sistema della conoscenza, del sistema della conoscenza e dell'agricoltura, di essere non solo formatori di consulenti, ma anche agire in un'azione di supporto, di orientamento, l'ho sintetizzata in questo slogan: consulenza ai consulenti, e
anche quello di poter compensare quello che la formazione a distanza, avete visto, ci ha offerto una grande opportunità, quella di estendere anche il coinvolgimento di soggetti distanti e ha avvantaggiato gli stessi partecipanti di dover, come al solito, tutti i vantaggi della formazione a distanza, di non perdere tempo in spostamenti e via dicendo, insomma, no? Però sicuramente abbiamo perso in relazione sociale e resta sempre un aspetto importantissimo, a mio modo di vedere, cioè quello della reputazione sociale della professione del consulente, e questa compensazione della perdita di relazione sociale, di rafforzamento della reputazione sociale invece della professione, potrebbe essere affrontato nel superamento, nell'andare oltre al momento corsuale e quindi nella aggregazione. Abbiamo fatto delle esperienze molto interessanti negli anni passati nell'aggregazione dei consulenti in comunità, in forme di aggregazione che poi oggi le metodologie digitali ci facilitano, per legare e per qualificare ancor più questa categoria professionale. E con questo vi lascio al proseguo dei lavori. Grazie Stefano. Come avete potuto capire, anche l'Agenzia Veneta appunto per l'innovazione del settore primario fa gioco di squadra insieme alla Regione nella preparazione appunto dei consulenti, quindi è il nostro preparatore atletico di fatto. Ecco, adesso si seguiranno 3 interventi da parte dei 3 professori, uno per dipartimento, dei 3 dipartimenti appunto che collaborano con la Regione in questo progetto. Inizierà Flaviana Gottardo, la professoressa Flaviana Gottardo, poi susseguirà il professor Enrico Sturaro e poi la professoressa Mara Tiene, che poi continuerà anche nella conduzione appunto della chiacchierata tra i protagonisti. Prego Flaviana, grazie. Flaviana, forse l'audio non si sente? Flaviana? Sì, sì. Ok, adesso ti sentiamo. Sì, sì, scusate. Un attimo solo. Ok, condividi. Adesso vedete in presentazione. Sì. Perfetto, scusate, ma... Grazie, grazie. Bene, no. Presento la parte, un po' la struttura del progetto e dell'iniziativa e poi lascio appunto la parola ai colleghi dei dipartimenti DAFNAE e TESAF. Come vedete il titolo del progetto parla chiaramente di utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende del PSR del Veneto, e quello che siamo chiamati a fare è un'analisi qualitativa delle nuove proposte di percorsi di consulenza, soprattutto nell'ottica di un rafforzamento dell'ACIS regionale, e poi vedremo di che cosa esattamente si tratta. Come vi dicevo, questo non è un progetto, non è una consulenza che l'università fa alla regione, ma è un vero e proprio progetto di collaborazione tra enti, perché entrambi, diciamo, lavoriamo per il miglioramento del servizio offerto attraverso la consulenza. E quali sono gli obiettivi del progetto? Sono molteplici. Il primo è produrre una mappatura aggiornata del fabbisogno di consulenza negli ambiti previsti appunto dal PSR 2014-2020,
L'altro obiettivo molto importante è quello di verificare e migliorare i protocolli di consulenza, partendo soprattutto dall'esperienza già fatta e quindi individuando quelle che sono state magari le criticità e cercando di migliorarli. Ampliare il numero dei percorsi di consulenza finanziabili. Dalla presentazione di Giorgio Trentin abbiamo chiaramente capito che c'è spazio per nuove proposte che vanno incontro a nuove esigenze anche da parte degli agricoltori. E poi contribuire anche alla creazione di un ambiente favorevole all'adozione da parte delle imprese agricole di soluzioni che siano efficaci e scientificamente affidabili. Il quinto punto è poi migliorare il trasferimento tecnologico delle conoscenze tra università e imprese. Il campus, i dipartimenti del campus sono tutti coinvolti in molte misure di cooperazione e quindi lavorano attivamente nel settore della ricerca in agricoltura ed è importante che ci sia un trasferimento di queste conoscenze raccolte in questi progetti. E ultimo, ma non meno importante, come vi dicevo, favorire il collegamento tra gli attori dell'ACIS regionale. Il progetto è diviso in pacchetti di lavoro, detti anche work package, e vedete dallo schema che in ogni pacchetto di lavoro è impegnato principalmente un ente, che può essere di volta in volta la direzione agroalimentare della Regione Veneto o uno o più dipartimenti dell'Università di Padova, e vedete che le attività sono anche ben indicate. Oltre all'attività di coordinamento che spetta alla Regione, poi ci sono, diciamo, azioni specifiche. Io vi presenterò in particolare le azioni previste dal VP3 e dal VP4. Quindi il nostro obiettivo appunto nei VP3 e nel VP4 è quello di verificare e migliorare i protocolli di consulenza, al fine di, partendo dagli errori o magari dalle difficoltà incontrate nella prima programmazione, proprio per cercare di essere più efficaci ed essere anche più apprezzati dagli agricoltori. E poi ampliare il numero appunto dei percorsi finanziabili. Tutto questo ovviamente nella logica di migliorare il trasferimento tecnologico e l'innovazione. Come ha ben descritto prima il dottor Trentin, per ogni percorso di consulenza è previsto un protocollo che identifica, che delinea, vedete, motivazioni, obiettivi, descrizione del servizio e gli output di consulenza, oltre che le ore di lavoro del consulente e il costo riconosciuto. È un percorso ben preciso, dove è bene conoscere motivazioni e obiettivi del percorso stesso. Cosa è chiamata a fare l'università? Sostanzialmente è chiamata a, per i percorsi che sono già stati, diciamo, svolti, chiamata a portare ad un miglioramento della modulistica, per esempio degli output, mentre per quanto riguarda le nuove proposte, partire proprio anche dalla definizione di motivazioni e obiettivi. Allora, un punto importante in questa fase è considerare appunto tutto quello che riguarda gli output di consulenza, che sono i documenti che il consulente è tenuto a produrre e a rilasciare all'impresa per supportare, diciamo, le decisioni. Come è stato ben spiegato, questi strumenti non sono gli unici. Il consulente può anche utilizzare mezzi propri, cioè pensare anche degli output personalizzati proprio per fare una consulenza di tipo tailor made, diciamo, molto precisa su una determinata azienda. Però questi output servono per avere un percorso comune, una linea di lavoro comune. E allora vedete che le tipologie di output sono diverse e parecchie, e ciascun output varia in funzione ovviamente del percorso. Quindi in questo momento nei VP3 e VP4 l'università che cosa farà? Organizzerà gli incontri per un confronto diretto con gruppi di consulenti che hanno partecipato ai diversi percorsi di consulenza, utilizzando anche delle schede che sono state predisposte dalla Regione. E in questi incontri che cosa farà? Raccoglierà dei pareri sulle esperienze già effettuate
e raccoglierà suggerimenti su eventuali migliorie da apportare al percorso, soprattutto in riferimento agli output, cioè agli strumenti di lavoro del consulente. Sulla base poi dei risultati di questi incontri preparerà delle sintesi e proposte per la Regione, e il terzo punto è quello di proporre alla Regione nuovi percorsi. In questo senso si terrà conto anche delle esperienze e dei risultati ottenuti nelle misure di cooperazione, misura 16. Completata questa fase, ci sarà un momento di condivisione delle proposte con il tavolo dell'ACHIS, che è l'attività prevista dal pacchetto di lavoro numero 6. A questo punto vi ho parlato in più momenti di ACHIS, mi sembra importante dare una piccola definizione per chi non avesse ancora fatto un corso in questo ambito. L'ACHIS è il sistema delle conoscenze e della consulenza in agricoltura, e chi interessa organizzazioni e soggetti che operano in agricoltura e che sono impegnati nel recupero, integrazione e diffusione delle conoscenze e dell'informazione. Queste figure, cioè queste organizzazioni e questi soggetti, devono però lavorare in sinergia, perché possono avere anche competenze diverse e devono integrarsi per fornire, diciamo, supportare il processo decisionale e l'innovazione in agricoltura. Ovviamente i beneficiari dell'attività dell'ACHIS chi sono? Sono gli agricoltori, che sono il centro del sistema per l'innovazione e la conoscenza, cioè tutto questo lavoro di collaborazione e di sinergia è indirizzato a migliorare appunto l'attività dell'agricoltore. Chi sono poi gli attori dell'ACHIS? Questo è importante vedere questo schema, perché così abbiamo un'idea più chiara di quanti sono i portatori di interesse per l'attività ACHIS in Veneto. Vedete che ci sono enti più preposti alla formazione, le università, gli istituti tecnici professionali ed agrari, ma poi ci sono gli ordini professionali degli agronomi, dei veterinari, dei periti agrari e degli agrotecnici, tutti gli organismi di consulenza riconosciuti e anche quelli di formazione, tutta la cooperazione e l'organizzazione professionali agricole, e sulla vostra destra avete un insieme di enti di ricerca come il CREA, il CNR, l'Istituto Zooprofilattico, Veneto Agricoltura, l'ARPAV. Quindi vedete che il settore, diciamo, della formazione e della consulenza è complesso e raccoglie molte figure professionali. Ecco, io avrei concluso e passerei la parola al collega Sturaro, che presenterà gli altri work package del progetto. Grazie Flaviana. Credo che vediate il mio schermo, vi chiedo conferma se mi sentite bene. Enrico? Mi sentite, vero? Sì, Giorgio? Adesso sì. Perfetto. Allora, mi presento brevemente. Io sono un docente che si occupa di zootecnia, rappresento assieme al professor Carlo Duso il Dipartimento DAFNAE. Per chi si è laureato qualche anno fa è un nome che magari dici poco, è la vecchia agraria, diciamo, è il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente, raggruppa quindi varie anime. Prima di partire volevo richiamare un po' l'intervento iniziale del dottor Zannol, che mi piace particolarmente come spirito, perché richiamava la necessità di lavorare sul trasferimento dei risultati della ricerca e dell'innovazione con un processo bidirezionale. Devo dire che in questo progetto cerchiamo proprio di seguire questo input, e questo viene concretizzato in diverse attività di questa proposta progettuale. In particolare io vi vorrei presentare quello che vorremmo fare con un approfondimento sui PAGO, i piani di attività dei gruppi operativi. Diciamo che l'idea è quella di partire dagli output, le innovazioni sviluppate dai PAGO, quindi con le misure 16, con la cooperazione, per fare due cose: verificare il legame con i percorsi di consulenza e capire come queste innovazioni possano essere trasferite nei percorsi di consulenza.
oppure, se è il caso, anche quella di sviluppare nuovi percorsi di consulenza specifici per raccogliere i fabbisogni del territorio e quindi trasferire alcuni processi di innovazione. Con il piano 2014-2020 sono stati finanziati 56 GO, quindi noi potenzialmente potremmo avere 56 innovazioni da far adottare alle imprese agricole, da poter proporre alle imprese agricole, accompagnandole magari con dei servizi di consulenza. Qui vi presento brevemente il perché del coinvolgimento dei 3 dipartimenti di Agripolis, 3 dei 4 dipartimenti di Agripolis. Vedete sul titolo che parliamo di aree tematiche di ricerca e di terza missione. Diciamo che il campus di Agripolis, come tutta l'attività universitaria, nasce con 3 intenti: la formazione, il fatto di produrre ricerca e innovazione, e soprattutto in un campus come il nostro, con una forte vocazione di lavoro col territorio, è fondamentale la terza missione e quindi la sinergia con tutti quegli enti e quelle attività che sono operative sul territorio. In questa tabella sono riportati i macro argomenti di cui si occupano i 3 dipartimenti, quindi ad esempio dove lavoro io parliamo prevalentemente di agronomia, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, la genetica e la chimica agraria, l'entomologia, le scienze animali e le scienze e tecnologie alimentari. Per il TESAF parliamo di scienze e tecnologie forestali, con tutto quello che riguarda il sistema legno, l'economia e l'estimo, la difesa del territorio, la meccanica agraria e la patologia vegetale. Il MAPS si occupa della componente veterinaria con diversi aspetti legati alla prevenzione e alla cura delle malattie negli animali, l'allevamento e il benessere, l'ispezione degli alimenti e tutto quello che riguarda la sanità pubblica. Diciamo che così come cerchiamo di fare nell'attività di tutti i giorni, anche di questo progetto l'idea è quella di fare rete e favorire un approccio di collaborazione interdisciplinare al servizio delle attività del progetto. Dicevamo 56 GO finanziati, vedete qui vi ho riportato soltanto l'elenco dei nomi relativi ai progetti in cui sono coinvolti i nostri 3 dipartimenti. E vedete che siamo coinvolti in un numero molto elevato di progetti con partenariati molto eterogenei. Qui c'è solo una lista di nomi che non dà l'idea di quali siano i fronti su cui sono impegnati i gruppi operativi che lavorano in questi progetti. Volevo soltanto sottolineare che già in alcuni di questi progetti c'è la collaborazione tra più dipartimenti che rispecchia un po' l'impostazione di questo progetto. Io cerco di tradurre in un paio di esempi l'approccio che vorremmo proporre all'interno del progetto per ottimizzare i risultati dati dai Pago. Qui presento 2 esempi. Ho preso questi perché sono 2 progetti che conosco bene, però avrei potuto prenderne anche degli altri. Ad esempio il primo, Mitigation, è un progetto che coinvolge un partenariato molto vario. Ci sono alcuni enti che si occupano di consulenza all'interno, ci sono diverse aziende operative sul territorio e c'è l'università. Questo è un progetto che mira a migliorare i processi gestionali e a sviluppare strategie innovative volte a ridurre le emissioni di gas climalteranti nelle aziende agrozootecniche. E qui sono coinvolte realtà legate al settore avicolo, suinicolo e all'allevamento di bovini da latte e da carne. Ecco quindi che gli output di questo progetto possono essere utilizzati per favorire azioni legate all'ambito dell'adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e la manutenzione delle aree agricole, che sono di fatto poi declinate in percorsi di consulenza che vedete indicati con 3 sigle. In sostanza sono i percorsi di consulenza nuovi, proposti di recente, relativi ai bilanci dell'azoto e all'implementazione delle BAT per gli allevamenti avicoli e suini e l'MTD per gli allevamenti bovini. Frolorto è un altro esempio. In questo caso abbiamo 2 dipartimenti dell'università con un gruppo di produttori e diverse agenzie attive sul territorio. Qui l'obiettivo è quello di applicare nuovi metodi di controllo e di prevenzione per gli agenti patogeni e i parassiti nelle colture ortofroricole. Qui trova legame con l'ambito legato alla difesa integrata
Ci sono diversi percorsi di consulenza collegati, che sono quelli relativi alla conduzione sostenibile delle culture specializzate, rispettivamente per l'orticolo e per il floricolo, ma volendo si potrebbero trovare dei legami anche con altri percorsi di consulenza più generali legati all'agroambiente e alla condizionalità. Ecco quindi che noi lavoreremo in questo modo. L'idea è quella di sviluppare, tramite un processo partecipato, delle analisi di quelle che sono le innovazioni generate dai gruppi operativi e di proporre dei percorsi di consulenza che possano accompagnare le aziende per adottare queste innovazioni. Quindi con l'aiuto di alcuni borsisti, con la collaborazione tra i 3 dipartimenti, la Regione Veneto e gli altri attori di questo percorso, stiamo predisponendo delle schede per ciascuno dei GO, dove oltre a descrivere innovazione proviamo a proporre dei legami con percorsi di consulenza esistenti oppure dei percorsi di consulenza specifici che permettano di implementare questa innovazione. Chiaro che poi queste attività sono legate a quello che diceva prima la professoressa Gottardo e al resto delle attività che saranno illustrate adesso dalla professoressa Tiene. Io lascio la parola alla collega e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Enrico. Diamo la parola alla professoressa Tiene, Mara Tiene. Buon pomeriggio a tutti, spero che possiate vedere le slide che sto condividendo. Sì, vediamo. Benissimo. Benissimo, grazie. Bene, allora io faccio parte del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali e con i colleghi professor Trestini e professor Maninello siamo in qualche modo responsabili della parte di attività che ci coinvolgono. Allora, dal punto di vista operativo, come si fa in qualche modo a migliorare questi percorsi di consulenza? Quello che viene richiesto a noi, e in particolare al gruppo di lavoro che si occupa del Work Package numero 2, è quello di procedere a una mappatura dei fabbisogni di consulenza sia per ambito che per settore produttivo. Dal punto di vista operativo questo implica la realizzazione di un'indagine tra i soggetti ovviamente che fanno parte dell'ACHIS regionale, che sono stati anche ben individuati e descritti in precedenza, con l'obiettivo proprio di raccogliere quelli che sono i desiderata e i fabbisogni di consulenza che vengono espressi dai diversi attori. Questa parte diciamo di attività si articola in varie parti. Il questionario deve essere in qualche modo prima ovviamente steso e delineato e in questo ecco, già si vede lo spirito sicuramente di collaborazione di questo progetto, in quanto alla stesura di questo questionario hanno collaborato ampiamente, ringrazio non solo ovviamente la Regione ma anche Veneto Agricoltura con la figura del dottor Barbieri, che ovviamente ha una grande esperienza nel rapporto di formazione dei consulenti. Una volta che questo questionario è arrivato a redazione a stesura definitiva, direi che ormai praticamente ci siamo, questo verrà proposto, somministrato ai soggetti target. Questo ci consentirà poi di raccogliere tutta una serie di informazioni che consenta in qualche modo di rispondere a 2 obiettivi. Il primo è quello di fornire informazioni utili e importanti a supporto dei colleghi che lavorano negli altri work packages. Ovviamente questo per migliorare, come è stato detto, i percorsi di consulenza esistenti, ma soprattutto anche per proporre nuovi percorsi di consulenza. Allora, adesso nelle prossime slide, spero senza tediarvi troppo, vi mostro in qualche modo, comunque discutiamo un pochino assieme di quello che è la struttura del questionario, senza scendere troppo nel dettaglio. Allora, il questionario è tipicamente diviso in varie sezioni. In una prima sezione l'obiettivo è proprio quello di andare a cogliere
quelli che sono questi fabbisogni di consulenza per ambito e settore produttivo. Allora qui vi riporto, visto che abbiamo già in qualche modo, siamo già andati avanti, abbiamo implementato questo questionario che sarà online, ecco vi riporto a titolo di esempio solamente una delle domande, perché che compariranno nella veste in cui comparirà poi nel formato che vi verrà, che verrà in qualche modo inviato appunto ai vari stakeholder. Allora, qui l'obiettivo è quello di capire quali sono i fabbisogni, sia in termini di settori produttivi, quindi per ciascuno dei settori produttivi, qui ad esempio vedete le coltivazioni annuali, quindi declinate in coltivazioni erbacee, orticoltura e floricoltura, capire quali sono i fabbisogni per ciascuna, scusate, per ciascuna appunto coltivazione in relazione agli ambiti che sono coinvolti. Quindi chiederemo di riempire per ciascuna di queste coltivazioni gli aspetti relativi all'ambito agronomico, all'ambito dell'agroambiente, quindi ad esempio l'uso sostenibile delle risorse, alla difesa integrata, all'innovazione tecnologica, con qualche dettaglio anche relativo ad esempio alle tecniche precision farming, agricoltura 4.0 e così via. Una seconda parte invece del questionario riguarda la misura 1 e qui direte, ma si è parlato solo di misura 2 finora, beh abbiamo pensato che potesse essere utile partire un pochino più a monte e raccogliere informazioni anche di questo. Perché? Perché la misura 1 riguarda soprattutto i corsi di formazione che possono essere offerti agli agricoltori. Allora ci sembrava importante riuscire a capire qual era il livello di conoscenza da parte degli agricoltori verso questi corsi di formazione, anche perché questo riguarda tutta una serie di domande successive. Questi ovviamente possono o meno rendere gli agricoltori più ricettivi verso poi l'interazione con la consulenza, quindi ci sembrava interessante raccogliere anche informazioni con quesiti che si focalizzassero su questi aspetti. Poi ovviamente un corpo importante del questionario riguarda l'analisi della misura 2. Qui è chiaro che gli agricoltori possono avere una propensione a volte molto diversificata in relazione all'utilizzo dei servizi di consulenza. Bene, in questa parte ci sembrava importante riuscire a individuare e quindi a raccogliere quelli che sono i fattori che possono influenzare questa propensione. È chiaro che questa può variare dalla dimensione dell'azienda, dall'orientamento produttivo, dal sistema agricolo di produzione e così via. Non solo, anche dalle caratteristiche, diciamo, individuali degli agricoltori, quindi capire l'età, cioè avere informazioni sull'età, il livello di istruzione e così via. Ci sembrano tutte informazioni che poi possono essere dedute nell'analisi dei dati che abbiamo in animo di fare. Ecco, chiaramente poi anche una parte importante riguarda appunto la capacità dei percorsi di consulenza di soddisfare chiaramente i fabbisogni delle aziende. Cosa vuol dire? Quali sono i fattori che scoraggiano l'utilizzo dei servizi di consulenza? Potrebbe essere che questi siano legati a una scarsa conoscenza della misura oppure anche a una eccessiva complessità della procedura, alla burocrazia troppo elevata. Bene, tutti questi ci sembravano elementi in qualche modo importanti. Poi ci sono i fattori che riguardano l'analisi della misura 16 che è stata richiamata appunto anche dal collega professor Sturaro. Qui l'importanza dei gruppi operativi. Ecco, per esempio capire, sappiamo bene che da questi gruppi operativi ce l'ha appena appunto ben descritto il professor Sturaro, le attività, diciamo, l'obiettivo è quello in qualche modo di favorire i percorsi di innovazioni che ne emergono e estenderlo anche a chi non ha partecipato. Bene, allora per esempio raccogliere informazioni relativamente al fatto che attività e risultati conseguiti possono essere sufficientemente divulgati e nel caso questo non sia accaduto, capire come migliorare questi processi di divulgazione sentendo anche appunto i consulenti ci sembrava in qualche modo importante. La seconda parte poi del questionario ovviamente si focalizza su questi famosi output di consulenza di cui è stato appunto descritto in precedenza anche dalla collega Gottardo. Allora,
Qui sappiamo ce ne sono molti. L'obiettivo qui è capire, questi sono tutti strumenti sicuramente estremamente utili ai consulenti e chiaramente poi per trasmettere da parte loro allo stakeholder finale, quindi l'agricoltore, le informazioni. Ecco, tuttavia in alcuni casi si possono magari ravvisare alcune difficoltà che riguardano per esempio la compilazione, difficoltà che possono riguardare anche l'interpretazione dei dati che ne derivano. Ad esempio, penso al bilancio semplificato, sicuramente ne parlerà più tardi anche il dottor Povellato, penso all'importanza che hanno gli indici economici, questo ovviamente è legato un pochino anche alla mia formazione. Gli indici economici riassumono in sé informazioni importantissime. Ecco, non è detto che però queste informazioni siano altrettanto facilmente convogliate all'agricoltore, quindi magari è possibile ravvisare delle forme di miglioramento in questo senso. La parte ovviamente della formazione, ne ha parlato il dottor Barbieri prima, ecco l'importanza che questi corsi di formazione si focalizzino, come già fanno, si focalizzano su aree, ambiti che non sono necessariamente solo quelli tecnico-produttivi. In questa parte vorremmo anche conoscere qual è il profilo del consulente, cioè al di là dei corsi specifici che frequenta, che cosa fa per migliorare la propria formazione, diciamo professionale, che cosa fa per migliorare il processo di crescita personale, che ripeto non è solo quello, sappiamo bene, tecnico, questo lo facciamo un pochino tutti, quindi abbiamo pensato che fosse interessante chiederlo anche ai nostri consulenti. Poi ovviamente la parte che riguarda l'innovazione e la tecnologia, quindi chiaro che moltissimi sono i benefici che vengono introdotti nelle aziende a seguito dei processi di innovazione. Ecco, quali sono i più importanti e quali sono gli eventuali ostacoli che i consulenti osservano, hanno osservato all'introduzione dell'innovazione? È stato più volte, infine, ricordato che gli attori degli ACIS non sono solo quelli che potremmo immaginare, diciamo, in prima istanza, ecco. Ed è stato più volte sottolineata l'importanza del procedere assieme, dall'avviare questo percorso partecipativo. Quindi un'ultima sezione del questionario riguarda proprio la possibilità, la percezione e il desiderio da parte dei consulenti, da un lato di darci conto della loro esperienza nell'interazione con gli altri attori dell'ACIS, quindi università in primis, ma non solo, Veneto Agricoltura, e tutti quegli enti che erano a destra nella colonna a destra della slide che ci aveva mostrato la professoressa Gottardo, quindi CREA, Istituto Profilattico e così via, perché appunto l'ACIS è molto altro. Questi sono, una volta appunto che il questionario sarà implementato, quindi a breve noi somministreremo questo questionario ai soggetti target che, è bene ancora una volta sottolineare, non sono solo gli organismi di consulenza. Ecco, qui vedete sono riportati e questo è il motivo per cui poi tra veramente pochissimo, io mi sto avviando verso la conclusione del mio breve intervento, daremo spazio a questa chiacchierata che in realtà è forse la parte più importante del webinar di oggi. Quindi sì, certo, invieremo questionari agli organismi di consulenza, ma non solo, è importante raccogliere le impressioni e raccogliere informazioni dalle organizzazioni professionali, dall'associazione degli agricoltori, dall'ordine dei medici, dei dottori agronomi, medici veterinari e così via. Bene. Una volta raccolte queste informazioni, che speriamo di ecco, raccogliere in modo assolutamente, diciamo, di avere numerosi questionari compilati, procederemo all'analisi dei dati e quello che vorremmo in qualche modo derivare da questa analisi è proprio la possibilità di individuare le criticità, ma anche i punti di forza degli attuali percorsi di consulenza, di capire bene quali sono appunto i fabbisogni, con una prospettiva di mappatura, quindi per ambiti diversificati, in modo tale da essere in qualche modo di utilità per il miglioramento di quella attuale della percorsa e la proposta di percorsi nuovi futuri. Io vi ringrazio per l'attenzione anche da parte dei miei colleghi e passo la parola al dottor Trentini. Grazie Mara. Adesso io
Intanto ringrazio tutti i relatori. Adesso appunto passiamo alla sezione più importante, come hai definito tu, la chiacchierata tra i protagonisti, condotta da te, quindi ti ripasso la parola, ben volentieri. E ci sarà una breve presentazione appunto dei partecipanti a questa chiacchierata da parte tua, con una slide. Mi scuso, ma mi dimentico sempre di, di mutare il microfono prima, e quindi eccomi qua. Allora, io credo di aver parlato veramente abbastanza, anche direi troppo, quindi molto brevemente presento chi ha molto gentilmente accettato di partecipare oggi a questa chiacchierata, come è stata ben definita. Pensavo di fare in questo modo, semplicemente introduco molto brevemente appunto i prossimi in qualche modo relatori, e poi nel passare la parola ad ognuno di loro magari faccio precedere da qualche breve informazione. Allora, dicevamo, partiamo dagli organismi di consulenza, che ovviamente sono i diretti interessati, ma ancora una volta non solo. Abbiamo il dottor Manuele Benincà, che è rappresentante degli organismi di consulenza per PSR Innovazione del Veneto. Abbiamo poi però anche degli imprenditori, che sono i giovani imprenditori, e questo è estremamente importante. Quindi abbiamo due giovani che sono il dottor Luca Bisarello, anzi io devo chiedere venia perché mi aveva corretto nell'essere in pratica, in buona sostanza, un perito. Luca Bisarello è presidente dell'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli, quindi della CIA, e poi abbiamo il dottor Pier Giovanni Ferrarese, che invece è presidente dell'Associazione Nazionale dei Giovani Imprenditori Agricoli di Confagricoltura. Poi abbiamo due rappresentanti degli ordini professionali, il dottor Osvaldo Parolin, che è in rappresentanza della Federazione Regionale dell'Ordine Medici Veterinari del Veneto, e il dottor Luca Crema, che invece è presidente della Federazione Regionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi Forestali. Poi una presenza molto importante è quella delle scuole, chiaramente, per quanto riguarda proprio il profilo educativo. Quindi in rappresentanza della rete delle scuole agrarie del Triveneto abbiamo il professor Ezio Busetto, che è un dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore di Feltre Antonio della Lucia. E infine conclude la nostra carrellata il dottor Andrea Povellato, che lavora al CREA, quindi il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che in particolare per il Veneto è il coordinatore del Centro di Ricerche Politiche e Bioeconomia, ed è anche in qualche modo un collega. Bene, io a questo punto darei la parola al dottor diciamo Manuele Benincà. Ecco, magari nel dargli in qualche modo il benvenuto, credo sia importante sapere che il gruppo diciamo di riferimento del dottor Manuele Benincà è responsabile di ben 4 progetti che sono stati presentati con il primo bando, quindi la prima parte che era stata descritta in precedenza, al quale hanno aderito più di 2400 imprese, quindi ha una prospettiva di analisi molto ampia, ed è uno dei motivi per cui si è pensato appunto di invitarlo oggi. A lui poniamo 2 domande, chiaramente, dal suo punto di osservazione particolarmente importante. Gli chiediamo dapprima quali sono i temi, gli ambiti e le opportunità che al giorno d'oggi, quindi in questo contesto, in questo momento, rappresentano una sfida per gli imprenditori agricoli, ai quali chiaramente in modo prioritario i servizi di consulenza vanno in qualche modo rivolti. E la seconda domanda riguarda, sempre in relazione ai fabbisogni degli organismi di consulenza, però più nello specifico relativa agli strumenti che possono essere utilizzati, alla formazione e anche alla specializzazione, con un occhio anche importante all'interdisciplinarità. Grazie per la presentazione.
L'OC del quale sono responsabile è l'OC, diciamo così, creato dalle federazioni provinciali di Coldiretti e dalla federazione regionale di Coldiretti, quindi è una promanazione appunto della mia associazione. Come è stato detto nel precedente bando, abbiamo erogato circa 2.000, in realtà poi con le varie, diciamo così, fisiologiche correzioni in via del percorso, adesso andremo a erogare 2.200 consulenze che abbiamo chiuso e che a breve presenteremo anche la domanda di saldo per le spese che abbiamo sostenuto in maniera importante, anche, diciamo così, perché poi c'è anche questo aspetto amministrativo che non è di poco conto, perché comunque è un'attività molto impegnativa in termini di tempo, lavoro, anche spese proprio, diciamo così, vive, cioè spostamenti e quant'altro. Perché nonostante la vicissitudine del Covid, comunque le consulenze sono continuate in presenza, ovviamente, per cui con tutte le precauzioni del caso, comunque i consulenti hanno continuato a recarsi, diciamo così, presso le aziende agricole. C'è stata una sospensione abbastanza lunga col lockdown dello scorso anno e questo ha motivato anche, diciamo così, 6 mesi di proroga sull'attività, proprio perché in quei 6 mesi, in quel periodo, non potevamo, come dal punto di vista amministrativo, non potevamo fondamentalmente assicurare, diciamo così, quelle cose che poi si sono potute assicurare successivamente in termini di, appunto, dal punto di vista dell'emergenza epidemiologica, no? E quindi c'è stato questo problema. Adesso stiamo approcciando il bando che è aperto. Io, per rispondere alle domande, vorrei già, insomma, dare dei numeri rispetto a quello che stiamo raccogliendo in questi giorni, insomma, come penso gli altri OC, presso i nostri uffici, presso le aziende, in termini di adesione appunto al bando che andrà a chiudere a maggio, l'8 maggio. Abbiamo 2.440 aziende interessate, 5 progetti, andremo a interessare 25 percorsi per un totale di ore di consulenza di 44.000. Quindi numeri ancora importanti, in linea con quello che è stato fatto precedentemente. Abbiamo uno staff di 60 consulenti, dei quali una buona metà è iscritta a ordini e collegi, quindi con un rapporto di collaborazione con, diciamo così, il mondo professionale, e 2/3 sono consulenti interni, cioè persone che o iscritte a ordine e collegi o anche non iscritta, ma che comunque afferisce alle nostre imprese verdi. E 1/3 che completa, diciamo, lo staff per quei percorsi per i quali non abbiamo, diciamo così, risorse interne in numero adeguato, oppure per i quali non abbiamo una certa specializzazione. Per cui noi andremo anche in questo bando a integrare alcuni particolari aspetti molto specialistici con consulenti esterni, e in tal caso ci rivolgiamo prevalentemente a iscritti a ordine. Dunque, allora, nella raccolta abbiamo notato che l'ambito, la focus area della competitività è una focus area molto interessante per le imprese, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di commercializzazione. Questa focus area comprende la sicurezza sul lavoro, che continua ad avere come dire, un interesse per le imprese, ma anche grazie all'ampliamento dell'offerta da questo punto di vista abbiamo veramente come dire, una buona adesione su percorsi che sono molto specialistici e per i quali comunque abbiamo una grossa esperienza in termini di colleghi che si occupano di questa questione. Mi riferisco quindi alla commercializzazione sia diretta che attraverso forme di diversificazione, per l'appunto come l'agriturismo, e anche rispetto ai canali commerciali, quindi la possibilità di esplorare, diciamo, anche forme di commercio elettronico. Per cui l'interesse
è manifesto, insomma, su questo tipo di ambito da parte delle imprese. Si conferma questa stessa, diciamo così, questo stesso interesse per la Focus Area 2B, che è quella di giovani, che abbiamo attivato gli unici per lo scorso bando e che attiveremo anche in questo bando, dove il 90% delle adesioni riguarda il percorso marketing e comunicazione, sempre con questo focus rivolto ai giovani. Per quanto riguarda invece la focus area della condizionalità e del biologico, anche questa conferma il suo interesse per la condizionalità, per, come dire, rassettare anche dal punto di vista normativo, diciamo, le aziende, creare una situazione, appunto, un check di quella che è la situazione aziendale per essere più, come dire, performanti da questo punto di vista, ma soprattutto sul biologico abbiamo circa 200 aziende interessate a verificare l'affettibilità della conversione e in consolido, diciamo così, anche se non è la parola giusta, meglio, in accompagnamento, cioè aziende che pur essendo inserite del percorso nuovo nel settore biologico necessitano della presenza del consulente per risolvere aspetti di carattere tecnico. Per quanto riguarda la nuova focus area basso impatto allevamenti, noi stiamo raccogliendo adesioni anche in questo ambito e l'interesse c'è e mi aggancio a quanto detto dai professori della professoressa Gottardo in particolare rispetto alla necessità di formare adeguatamente i consulenti su questo ambito molto specialistico, perché qui si tratta di agire in particolare, semplifico, sul bilancio dell'azoto e non abbiamo attualmente, diciamo così, le conoscenze proprio a puntino rispetto a questo, per cui la necessità formativa su questo tipo di percorso, perché noi abbiamo una grande esperienza dal punto di vista della gestione amministrativa della direttiva nitrati, che è anche tecnica, ma per completare bene questo tipo di consulenza è necessario avere maggiori conoscenze per quanto riguarda la gestione della razione o anche delle tecniche proprio volte a ridurre quella che è la componente azotata in escrezione. Questo è particolarmente importante sia per la direttiva nitrati che per l'emergenza che penso che tutti voi sappiate, insomma, rispetto ai PM10. Siamo stati condannati non solo come Veneto, come Italia, dalla Corte di Giustizia europea e adesso dobbiamo correre, diciamo così, per sistemare molti aspetti, in particolare il comparto zootecnico. Quindi questo tipo di consulenza risulta importante anche per testare poi qualcosa che dovrebbe divenire un po' più pervasivo, perché è chiaro che in questo caso la consulenza può interessare alcune decine di aziende, ma non può interessare il mondo zootecnico. È quindi un banco di prova per vedere se tecniche adottate nelle aziende attraverso la consulenza danno delle risposte positive in termini di impatto ambientale, in termini di emissioni. E chiudo con la prima domanda, insomma, rispetto all'agricoltura integrata. C'è ancora dell'interesse sicuramente, soprattutto per il comparto viticolo, ma anche per il comparto dei seminativi. Per quanto riguarda, diciamo, l'altra domanda, mi pare fosse sulla formazione e la specializzazione, ho già detto abbastanza sul percorso degli allevamenti. Per cui è chiaro che a noi serve una formazione tecnica specialistica e aggiungo che per quanto riguarda l'integrata, gli strumenti di DSS, li chiamo così, strumenti appunto di supporto alle decisioni per quanto riguarda i trattamenti, servirebbe a questo riguardo un'attività formativa perché ce ne sono molti, ma non tutti sono, diciamo così, adeguati e performanti. E poi, diciamo, alla prova dei fatti, noi dovremo, come dire, un solo DSS magari è molto buono sul settore dei seminativi, ma su altri non funziona proprio. E un'altra questione che è cruciale sull'uso di DSS è tutto quello che è la meteorologia, comunque i dati, e quindi la possibilità di interpretare, di agganciare dati
e quindi una consulenza anche o meglio una formazione da parte di ARPAV, che ha una grossa esperienza a riguardo, o di altri soggetti che appunto si dedicano a questo tipo di specifica cosa, perché diciamo così il DSS è in realtà una forte derivazione di questo tipo di tecnologia informatica. E dal lato economico abbiamo lo strumento del bilancio semplificato. Occorre però dal punto di vista integrare questo strumento con diciamo percorsi, e ritorno all'inizio, abbiamo diversi percorsi che riguardano la commercializzazione. In questo caso dobbiamo completare la formazione e mi rendo conto che non è semplicissimo, con diciamo così esperienze concrete, solide rispetto all'attività di commercializzazione, ma che siano, diciamo così, molto che sappiano anche leggere quello che è il territorio nostro, quindi che diano risposte, diciamo così, a quello che è la nostra situazione. Per cui rispetto a questo aspetto, secondo noi serve un approfondimento per individuare diciamo così, dei riferimenti che siano solidi dal punto di vista scientifico, tecnico, ma che sappiano anche leggere molto bene quella che è la realtà della nostra regione. Ecco, io non dico altro, insomma, spero di aver risposto alle domande e ringrazio insomma per l'opportunità che è stata data al mio organismo di consulenza di raccontare, anche seppur brevemente, quella che è stata l'esperienza di questi mesi. E grazie a tutti. Ringrazio davvero il dottor Benicà per questa breve ma esaustiva chiacchierata, nella quale è stato possibile mettere in evidenza numerosissimi aspetti che chiaramente adesso noi certamente raccoglieremo e terremo in debita considerazione. Ora c'è una breve modifica diciamo, al programma. Chiediamo gentilmente ai giovani, visto che sono giovani, di attendere qualche minuto perché il dottor Andrea Povellato si deve purtroppo assentare, quindi farà brevemente lui il suo intervento. Andrea Povellato, diciamo che è dirigente appunto del CREA, studioso di notevolissima esperienza, è stato di aiuto anche in forme di collaborazione alla Regione da numerosi anni, ha anche supportato la Regione nell'analisi del contesto e di SWOT per la definizione della strategia regionale 2030, proprio in previsione di questo confronto nazionale del piano strategico PAC post 2020. Andrea si è occupato di aspetti economici. Dal CREA esce il bilancio semplificato, che è stato proprio messo a punto, uno strumento importantissimo che è in grado di dare informazioni di notevole anche dettaglio e di circostanziare situazioni che altrimenti delle quali sarebbe difficile raccogliere diciamo così elementi specifici. A lui quindi facciamo subito due domande. Innanzitutto l'intervento di consulenza, supporto nell'analisi economica da parte dell'impresa, quanto è importante, quanto è necessario, e mi piace utilizzare questo termine. E poi chiaramente, visto anche la sua notevolissima esperienza nell'ambito del Green Deal e della strategia From Farm to Fork, gli chiediamo quali sono i temi e gli ambiti di consulenza prioritari che consentono proprio di affrontare queste sfide che vengono poste dal Green Deal e dalla strategia F2F, quindi From Farm to Fork, che è stata che è così emersa con forza negli ultimi tempi. A te Andrea la parola. Grazie Mara, ringrazio per l'invito e do il buongiorno a tutte e a tutti. Consulenza economica, era una domanda quando sono stato invitato, non me l'avevano ancora fatta ma ci avevo già pensato, perché ovviamente è un invito a nozze questo di parlare dell'argomento, perché non da adesso potremmo definirla un po' la Cenerentola in termini di attività che si fanno di consulenza presso le aziende agricole. Quando parliamo di consulenza
parliamo di gestione aziendale, ma giustamente prima Manuel citava il marketing, quindi gestione aziendale in termini più ampi possibili, dove si vada fino appunto alla vendita di prodotti. E da questo punto di vista è fondamentale poter avere strumenti che ci diano la possibilità di fare analisi degli investimenti. Questo ci richiama l'accesso al credito, quindi il rapporto con le banche delle imprese agricole, per non parlare poi dell'analisi del portafoglio prodotti, per cui è una cosa importante, no? Perché permette anche di capire quanto può essere resiliente a shock economici, e ultimamente purtroppo ne stiamo vedendo parecchi, se si ha più o meno diversificazione nei prodotti, e ovviamente anche valutare l'accesso ai mercati. Per non parlare poi di un altro argomento fondamentale, non da ora, ma beh sì, anzi dagli anni 90 al 2078, la scelta delle migliori pratiche agronomiche, quindi per rispondere alle sfide ambientali, avendo un background economico che permetta di dire sì, questo si può fare perché c'è la convenienza economica. È inutile dire che su questo c'è un problema di consapevolezza notevole, di mancanza di consapevolezza, vuoi dal lato degli agricoltori, vuoi dal lato dei consulenti. Parto da questi ultimi, però le due cose sono agganciate. La consapevolezza da parte dei consulenti è un problema annoso. Ormai, ahimè, posso dire che questo genere di cose le sto facendo quasi da una quarantina d'anni, e già negli anni '80, con le prime iniziative che si facevano con l'ente di sviluppo agricolo per il Veneto, sotto l'egregia guida del professor Boato, si andava in giro con dei fogli elettronici che erano ben diversi dall'attuale, per spiegare come si faceva appunto l'analisi della gestione economica dell'azienda agricola, ma non si è mai radicata. Su questo mi verrebbe da chiedere fino a che punto la formazione scolastica è stata o è attualmente adeguata, un problema che probabilmente investe anche le scuole di agraria, come si chiamano adesso. C'è anche la confusione tra il ruolo a volte amministrativo dei consulenti, che quando parlano della parte economica parlano degli aiuti PAC, e però poi non sanno gestire un problema legato, che so io, all'analisi degli investimenti. Da ultimo rilevo anche la soddisfazione probabilmente ridotta da parte degli agricoltori, no? Che non percepiscono questo genere di problemi, e quindi passiamo alla consapevolezza degli agricoltori. C'è cosa che ha detto Angelo Frascarelli, che molti di voi forse conoscono anche per gli editoriali che fa, oltre che per la ricerca, che diceva non è più ora della contabilità del cassetto, cioè del fatto che l'agricoltore in larga misura, forse, o buona, non lo so, lui guarda quello che rimane in cassa, e se la cosa è positiva bene, se no si procede a qualche genere di revisione della gestione. Ma in realtà questo comporta dei rischi per la liquidità e il reddito, e quindi in uno scenario dove ad esempio il sostegno comunitario più ridotto, forse anche più ridotto, ma è sempre più orientato a determinate cose, in primis appunto la sfida ambientale, quindi c'è bisogno di fare delle simulazioni economiche per capire come vanno le cose. E probabilmente da questo punto di vista manca, cioè quello che si sconta è anche il fatto della mancanza di certi obblighi. L'obbligo di tenere una contabilità per una buona parte delle imprese agricole non c'è, e quindi questo presta il fianco al fatto di non avere gli strumenti minimi, il che la storia dell'obbligo ovviamente stona, perché il rischio c'è, inutile che ce lo nascondiamo, anche con strumenti come BPOL, quello che serve per fare il piano, come si chiama, il business plan proposto da Ismea, così come c'è per il bilancio semplificato, un'ulteriore burocrazia che viene fatta, questa potrebbe essere la percezione di un qualsiasi consulente, che viene fatta pur di poter accedere ai finanziamenti per la consulenza. E su questo volevo chiudere questa prima parte
dicendo che ovviamente è molto importante questo tipo di valutazione perché permette di andare ad esempio a valutare la remunerazione del lavoro del nostro agricoltore. E non dimenticando, io vorrei essere più chiaro possibile, che in questo modo per una parte delle aziende io sono sicuro che significa svilupparsi e diventare più forti, ma per un'altra parte potrebbe anche significare che si vede che il re è nudo, che l'attività aziendale non rende adeguatamente e che si supplisce fin dove si può col lavoro in continuazione. Dopo a un certo punto si rompe tutto. Quello che sta succedendo nell'evoluzione strutturale dell'agricoltura negli ultimi 2 decenni, ma anche di più, è proprio questo, che chiudono le aziende perché non ce la fanno più a stare in piedi. Ecco, la consulenza aziendale ovviamente non vuole fare questo, mandare via le aziende, ma più che altro consolidarle, rafforzarle, svilupparle. Ecco, questo è il messaggio che darei dal punto di vista della consulenza. Sul secondo aspetto delle politiche comunitarie e del piano strategico nazionale, della strategia Farm to Fork, no? Io quello che volevo puntare non era tanto di dire quanto è importante l'Achis, che lo sappiamo bene, ma proprio partire da 2 affermazioni che aveva fatto una Barbieri e l'altra appunto te, Mara, dove Barbieri parlava della comunità professionale dei consulenti, mi piace molto come idea, e Mara Tiene, non solo lei, anche altri, dicevano ricordiamoci che la consulenza sta all'interno dell'Achis, no? E quindi del sistema dell'innovazione e della conoscenza. Bene, la domanda che mi faccio io in primis, perché non ho ancora soluzioni, ma che rivolgo a tutti quanti, è anche quella che abbiamo in Italia un numero di gruppi operativi che lavorano sui progetti che è veramente alto. E se voi andate sulla pagina di Innova Rurale, non so se sia stato citato prima, ma sapete che esiste questa pagina della rete di sviluppo rurale, vedete il numero, sono 626. Ecco, la domanda che faccio è: siamo sicuri che, certo, sono importanti, adesso non mi ricordo neanche più, scusami Giorgio, il numero di quelli operativi, dei gruppi operativi in Veneto, ma siamo sicuri che il focus debba essere solo su quelli o dovremmo trarre vantaggio anche da quello che viene fuori dai gruppi operativi delle altre regioni, da quello che sta nascendo? E rafforzo ulteriormente questa domanda ponendola come sfida per la governance di tutto questo sistema. Come funziona il fatto che i centri di ricerca in Italia sono ovviamente a livello nazionale, diverse università, diversi enti pubblici come il CREA, il CNR, e l'impostazione delle politiche è sostanzialmente su base regionale? Siamo sicuri di non perdere pezzi per strada? Ecco, io lancio solo questo come ragionamento. Non ho soluzioni, però il problema del coordinamento di tutte queste iniziative forse diventerà cruciale nei prossimi pochi, spero, anni, proprio perché il discorso della conoscenza e dell'innovazione non diventino, non rimangano solo parole d'ordine senza poi essere messe in pratica. E chiudo qui. Grazie. Grazie Andrea, molto interessante, sono tutti spunti che speriamo possano trovare in qualche modo risposta e avremo modo anche di dialogare un pochino assieme. Certamente penso che l'interazione sia importante non solo per la parte della politica comunitaria ultima, ma anche e soprattutto per la parte degli strumenti. Credo che si possa trovare spazio per un dialogo e una discussione che possano comunque portare in qualche modo, no? A dei miglioramenti, una maggiore comprensione da un pochino tutte le parti coinvolte. Grazie davvero ancora. Ora tornerei indietro nell'ordine della nostra presentazione e darei proprio lo spazio ai nostri giovani, quindi a Luca Bisarello e Pier Giovanni Ferrarese,
è chiaro che le nuove generazioni sono il futuro del mondo in generale e quindi anche quello del mondo agricolo. Questo è messo in evidenza in modo molto chiaro dagli strumenti comunitari, dalle politiche di settore sia regionali che nazionali, che veramente hanno messo una grandissima, e mettono una grandissima enfasi per promuovere l'ingresso dei giovani nel settore agricolo. Ecco, magari non tutti sanno che su più di 73.000 conduttori nel Veneto, più di 5.000 sono giovani e hanno meno di 40 anni, quindi quando si parla di invecchiamento del settore chiaramente c'è, però ecco qualche elemento invece di speranza ce l'abbiamo, forse più anche di altre regioni. Tra l'altro è anche bene, opportuno sottolineare che diciamo la dimensione economica delle aziende di questi giovani è superiore rispetto ai valori medi che ci sono in altre regioni, quindi ecco, anche questo ci fa ben sperare. Allora, i nostri giovani che sono con noi oggi, tra l'altro ecco, è bene anche forse dire che Luca Bisarello, oltre che essere rappresentante dell'AGIA, è anche un titolare di impresa ortoflora vivaistica, e allo stesso modo, quindi in modo tutto simile, Pier Giovanni Ferrarese è anche lui impegnato nella conduzione dell'azienda vitivinicola nella zona della Val Policella. Allora, chiaramente sono rappresentanti di associazioni di categoria, forse vale la pena anche di ricordare che in entrambi i casi le associazioni di categoria hanno presentato e vinto 3 bandi nella prima parte, coinvolgendo un numero di imprese agricole molto elevato, 1.200 nel caso della CIA e 1.300 ed oltre nel caso di Confagricoltura. Bene, allora la domanda che facciamo, diciamo innanzitutto a Luca, è un pochino questa: quali sono ovviamente i problemi principali e le criticità sui quali i giovani agricoltori, quindi i suoi colleghi, hanno necessità di essere supportati quando si parla di interventi di consulenza. Lascio la parola a Luca. Buongiorno a tutti, vi ringrazio molto dell'invito che mi avete fatto. Reputo questa un'iniziativa importante, reputo che tutto ciò che è stato detto lo condivido ed è importante. Mi auguro che questo sia l'inizio di un percorso fatto assieme che possa portare enormi benefici, come si diceva prima, a entrambi gli enti che usano, che sono coinvolti. Io ho fatto questo, appena ricevuto l'invito e quindi appena ricevuto la domanda, ho pensato bene di cercare di allargare la domanda a tutti i miei coetanei, quindi ho coinvolto tutti i ragazzi e quindi gli altri presidenti provinciali, e abbiamo cercato sostanzialmente di fare una sintesi in modo che voi possiate avere comunque un'idea ampia, nel senso che qua comunque cioè, non è solo un mio intervento, ma un intervento che prende, perché io sono un rappresentante, quindi rappresento gli altri giovani. Sappiate che qua insomma c'è un bel po' di risposte, cioè abbiamo abbiamo dovuto lavorare tanto nel sintetizzare, perché i ragazzi hanno risposto in modo molto positivo e hanno risposto anche in modo molto concreto. Quindi altrettanto vi vado a sintetizzare sostanzialmente questi 2 punti che abbiamo deciso, che abbiamo finalizzato. Vi dico che, piccola premessa, parlare dopo tutti questi dottori e professori un po' di soggezione me la mette, quindi portate pazienza se spero di rispettare le aspettative date nel mio compito. Quindi sostanzialmente noi reputiamo che questo lavoro deve essere fatto sostanzialmente, noi reputiamo, da enti pubblici, perché il fatto che siano fatti da enti pubblici dal nostro punto di vista permette che sostanzialmente la consulenza sia fatta proprio
nella linea della consulenza, cioè nel senso proprio aiutare, quindi nel mio caso, i giovani imprenditori nell'avere risposte consone per migliorare la propria azienda e quindi migliorare il proprio funzionamento aziendale, perché tante volte succede che quando si richiede una consulenza magari su altre cose, naturalmente tante volte, soprattutto anche nel mio caso, magari arriva il rappresentante, quindi giustamente la consulenza viene fatta sul quello che è il loro prodotto, mentre se questa consulenza è fatta da enti pubblici, dal nostro punto di vista diventa fondamentale, perché riesce ad avere proprio una consulenza fine a quello che è proprio la possibilità di avere delle direttive personalizzate della propria azienda. Un altro punto importante è che dal nostro punto di vista, cioè avere questa tipologia di possibilità della misura 2 permette a aziende medio-piccole di avere un altro profilo di consulenza, quindi una consulenza di alto livello, sostanzialmente a gratis, passatemi il termine, nel senso che avere consulenza tante volte in azienda per piccole e medie imprese ha anche un costo di un certo tipo. Quindi avere questa possibilità qua è una possibilità dal nostro punto di vista importante. Mentre reputiamo che la consulenza dal nostro punto di vista deve essere fatta nell'ottica, no, di a una domanda ricevere una risposta, ma deve essere fatta sostanzialmente nell'ottica di accompagnare, in questo caso il giovane agricoltore, in una serie di processi e una serie di passaggi che permettono all'azienda giovane sostanzialmente di poter radicare nel territorio, nel senso che la consulenza deve essere fatta, deve essere un aiuto concreto nella crescita dell'azienda, perché tante volte succede che l'azienda prende dei soldi, prende dei finanziamenti, l'azienda giovane, dopodiché parte, dopodiché non avendo magari l'esperienza, non avendo ben chiaro dove andare a parare, molte volte purtroppo si chiude e non riesce più a continuare. Quindi dal nostro punto di vista avere una consulenza concreta che permetta di dare anche una linea, di dare anche dei consigli proprio nel cosa fare, cosa non fare, che investimenti fare, che tipologia di investimenti fare, anche perché magari questi permettono di rientrare dei soldi il prima possibile perché sono mirati e sono studiati assieme, dal nostro punto di vista diventa fondamentale. Cioè, dal punto di vista, la consulenza deve essere un accompagnare il giovane imprenditore, un accompagnare la giovane impresa agricola in un percorso, in una serie di scelte che gli permetta di continuare e diventare un'azienda solida del territorio. Perché ricordiamo sempre che un'azienda agricola nel momento in cui lascia il territorio, sostanzialmente lascia un paesaggio, lascia un territorio all'abbandono. Quindi dal mio punto di vista è fondamentale che le aziende agricole, soprattutto le giovani, rimangano ben salde e ben presenti nel territorio. Io con questo vi ringrazio, spero di non essere stato banale e se rimango qui a piena disposizione sappiate che noi ci siamo e abbiamo piacere a rimanere presenti in questo percorso. Mi taccio, vi ringrazio ancora e buon lavoro a tutti sia di oggi sia nel futuro. Grazie. Grazie molte Luca, sono sicura di esprimere i ringraziamenti, quindi lo spirito di tutti, anzi cioè, a me personalmente è piaciuto moltissimo anche questo concetto di necessità di essere accompagnati, che è un concetto che è molto aperto ma anche molto in qualche modo curioso, cioè è aperto verso l'esterno, in qualche modo esprime anche la passione che chiaramente i giovani hanno. Quindi grazie ancora della tua testimonianza. Adesso passerei la parola a Pier Giovanni, ai quale ovviamente poniamo una domanda del tutto simile, però magari se possibile con riferimento alle criticità e alle problematiche non esclusivamente legate agli aspetti tecnici, quindi culturali, agronomici e zootecnici. A te la parola, Pier Giovanni. Buonasera a tutti e innanzitutto ringrazio per Trentin
Io non sento nulla, non so se voi sentite. Mi sa che c'è qualche problema per Giovanni. Sì, sento. Non so se hai già tolto il video, penso forse di sì. Se fosse possibile, ecco, Sentite? Sentite? No, non riusciamo a sentire Pier Giovanni. Mi sentite? Sì, proviamo adesso. Mara, io direi che magari anche se Pier Giovanni ci sente, che intanto lui magari cerca una posizione un po' più consona, magari per il segnale, non lo so, però forse è già collegato via cavo, giusto? Se vuoi intanto procediamo con gli altri e poi torniamo a Pier Giovanni. Sì, vediamo se... Magari gli diamo modo di vedere se trova una modalità migliore per catturare il segnale. È un problema purtroppo di queste modalità online. Quindi allora io andrei avanti e passerei agli ordini professionali, che sono un'altra figura ovviamente e un altro attore molto importante. Perché i liberi professionisti sono effettivamente le figure a cui gli agricoltori si rivolgono e sono di fondamentale importanza perché possono dare prestazioni di tipo specialistico che riguardano chiaramente ambiti diversi. Questo è il motivo per cui abbiamo con noi oggi il rappresentante dell'ordine dei dottori agronomi e quello dei medici veterinari. Diciamo che due sono i principali ambiti, quello tecnico-agronomico e diciamo in qualche modo anche così veterinario. Bene, ecco, al di là della capacità di offrire queste prestazioni di settore specialistico, a noi faceva anche piacere capire e lasciare a loro in qualche modo delineare l'importanza della visione olistica nei percorsi di consulenza, quindi l'importanza di avere e di adottare un approccio multidisciplinare che chiaramente è appannaggio di queste due categorie. Allora, io darei la parola prima al dottor Osvaldo Parolin, al quale ovviamente chiediamo anche in questo caso due domande. Una prima che ci aiuti a capire quali sono le problematiche principali che si riscontrano nell'ambito zootecnico, quindi nell'ambito degli allevamenti, e quali sono gli ambiti sui quali sarebbe necessario intervenire in modo prioritario con i servizi di consulenza. E poi, ecco, nel sottolineare l'importanza dell'approccio multidisciplinare, vi chiediamo anche se c'è in qualche modo l'abitudine ad intervenire con approcci di complementarietà anche in questa e in altre professioni. Bene, io darei proprio la parola adesso al dottor Parolin. Buonasera, grazie dell'invito. Io sono qui come rappresentante, come portavoce degli ordini dei veterinari del Veneto, dei buiatri soprattutto del Veneto, e rispondo alla seconda domanda. Rispondo alla seconda domanda perché voglio tirare fuori, esprimere prima le noti dolenti, nel senso che noi veterinari non siamo capaci di lavorare in gruppo. Non abbiamo mai lavorato in gruppo e purtroppo anche quella che è stata l'esperienza passata degli anni dei piani di consulenza gestiti mediante l'associazione degli allevatori non ci hanno portato a migliorare. Perché? Perché non avevamo la cultura per farlo,
per il tipo di lavoro, per l'imprinting del lavoro che ormai io ho 38 anni di esperienza e all'inizio il lavoro era solo quello di intervenire per curare e non c'era la cultura della prevenzione. Men che meno c'è stata poi la cultura del lavorare insieme. Difatti abbiamo problemi anche a lavorare con gli alimentaristi di azienda, addirittura. Gli allevatori non ci riconoscono la consulenza diretta. Cioè, se io perdo mezz'ora di tempo a mettere giù un piano di prevenzione della mastite, l'allevatore non mi dice quanto ti devo, mi dice quanto ti devo per la ricetta, per la terapia. E purtroppo questo sta a significare che non c'è un sistema di crescita per tutti. E anche è difficile per noi anche con i tecnici delle associazioni allevatori non siamo riusciti a lavorare bene per colpa nostra, per colpa loro, mancanza di tempo, mancanza di interessi diversi. Per cui questo è un grosso problema che in qualche modo dovrebbe essere risolto. Non so come, ma dovremmo tutti vedere di crescere. Bon, anzi, poi faccio una piccola parentesi che non mi sono presentato. La mia esperienza più che altro è quella sulla vacca da latte, che tutto sommato è il settore che secondo me è quello che più ha bisogno di consulenza, in quanto il settore suinicolo e avicolo vanno avanti con le loro filiere a livello industriale, in cui già è un livello molto più elevato. O meno il livello nel settore della carne, e anche quello è già più industrializzato. Problemi grossi, diciamo, il grosso dell'attività della consulenza deve secondo me essere fatta nel settore della vacca da latte, che è quello poi dove è rappresentata anche il grosso numero degli allevamenti. Allevamenti che sono qui in Veneto grossi, in un certo numero limitato, ma c'è tutta la pletora dei piccoli allevamenti, che è quella che più ha bisogno di essere supportata. Passo a rispondere alla prima domanda, che era quali sono i principali problemi negli allevamenti sui quali necessiterebbe intervenire prioritariamente con i servizi di consulenza. Allora, innanzitutto, appunto, già ho premesso quali sono questi allevamenti. Non sono certo, cioè, sono allevamenti secondari, sono quelli non iscritti all'associazione allevatori, sono quelli allevamenti anche nelle zone marginali. Cioè, ad esempio, io frequentando il Bellunese sono rimasto stupito dal fatto che causa di mortalità delle vacche siano le distocie da parto. Cioè, addirittura nelle zone del Cadore, del Comelico, ma anche un'assistenza veterinaria di base. Una volta veniva fatta dai veterinari dell'ASL. I liberi professionisti adesso hanno problemi, cioè abitano a 70-80 km di distanza, cioè, ci sono le strade di montagna. Questo è un inciso, però pensavo visto che siamo qui tutti esperti, persone appunto di autorità, credo che siano cose che sia utile sapere. Cos'è stato finora? Appunto, abbiamo detto, c'erano i piani di assistenza che per qualche anno abbiamo fatto, ma secondo me miravano a cosa? A
all'assistenza sulla ginecologia, all'assistenza alla mastite, oppure neanche quello. A volte i piani andavano a pagare il pregresso, l'assistenza zoiatrica normale, cioè soldi buttati in pieno. Adesso cos'è? Vedo io in giro, c'è la misura 2. Cosa significa? L'ho visto, non so, sarà un'esperienza limitata, però mi sento di dirlo. È assurdo che un'associazione, l'ARAV, passi per le aziende dicendo se vuoi c'ho il veterinario, una giovane collega, tanto a te non ti costa niente, associati. E questa giovane collega cosa va a fare? In un'azienda dove io ci sono dentro da 35 anni, dove faccio sierologia, controllo delle mastite, la ginecologia, cosa va a fare questa? Anche questi sono soldi buttati. Lei passa e dice all'allevatore: ah sì, lavoreremo in sincronia. L'hai sentita? No? E allora, e poi è una ragazza, tanto per dire, va a dire: ah sì, il dottor Parolin lo conosco, mi ha fatto l'esame di Stato l'anno scorso. Cioè, ecco. Comunque, queste dolenti note, pensiamo al futuro, siamo propositivi e qua vediamo di mettere carne al fuoco. Cosa serve adesso alla zootecnia? Avete parlato di Farm to Fork, di Green Deal e la figura del veterinario diventa principale. Diventa principale perché ci sono dei regolamenti europei che stanno entrando in vigore a giorni, tipo la 429, che è la nuova legge di sanità animale, che dice che ogni allevamento dovrà dotarsi di un veterinario ed avere delle visite periodiche garantite. C'è il nuovo regolamento sul farmaco, sempre europeo, che da gennaio 2022 prevederà anche per l'Italia, anzi l'Italia ha stabilito in base a questo regolamento che la registrazione diventi obbligatoria la registrazione elettronica dei trattamenti. Finora i trattamenti si potevano fare in modo elettronico, però è una modalità che è stata attuata da pochissime aziende in tutta Italia. Per gli altri rimaneva la registrazione cartacea. Adesso, da gennaio 22, diventerà obbligatoria la registrazione elettronica del trattamento, che andrà già da ieri, dall'altro ieri, passerà direttamente poi nel modello 4 che accompagnerà gli animali al macello. E questa registrazione elettronica è molto più complessa rispetto a quello che è la registrazione dell'anagrafe che viene assolta dalle associazioni allevatori o dalle ASL stesse. Bisognerà che l'allevatore se la faccia, e gran parte degli allevatori non sono in grado perché comporta i tempi di sospensione, tante cose, sarà una cosa molto delicata e non semplice. E anche qua probabilmente dovremo supportare i nostri allevatori. Ma più che altro il discorso, vorrei tornare al regolamento, al 429, il regolamento di sanità animale, che prevede che lo Stato italiano ha previsto la figura del veterinario aziendale. Figura del veterinario aziendale che diventa l'attuatore attraverso lo strumento del Classifarm, che sarebbe questo software che per la categorizzazione del rischio delle aziende, in base a questa categorizzazione le aziende poi avranno i controlli. In parole povere, il veterinario aziendale diventa il tramite tra l'OSA, l'allevatore, operatore del settore alimentare, e il veterinario ufficiale.
Cosa comporta il Classifarm? Comporta la valutazione della biosicurezza, cosa negletta in ambito buiatrico, la valutazione del benessere. Ho visto che sono stati fatti molti corsi sul benessere animale, però la valutazione del benessere è ambito veterinario, è compito del veterinario. Veterinario aziendale oppure veterinario incaricato, perché attualmente su mandato, soprattutto del consorzio del Grana Padano, vengono fatte le verifiche col sistema CREMBA, a ora riversato nel Classifarm, le verifiche, le valutazioni del benessere. Queste andranno a cessare probabilmente entro fine anno e tutto verrà riversato col sistema Classifarm, dove agirà solo il veterinario aziendale. Verrà valutato l'uso dell'antibiotico, l'uso sia quantitativo che qualitativo dell'antibiotico, che sapete c'è il grosso problema dell'antimicrobico resistenza, per cui c'è tutto il discorso di valutare quanto antibiotico in base al DDD, Defined Daily Dose, e in base anche alla qualità degli antibiotici. Ci sono i CIA, i famosi CIA, antibiotici critici per l'uomo, che dovrebbero essere usati in modo limitato e mirato. E le schede di epidemiosorveglianza, cioè la rilevazione delle patologie all'interno delle aziende. Io mi scuso, mi inserisco un attimo solo per dire che purtroppo non abbiamo tantissimo tempo. Sì, ho finito. Mi scuso molto. No, ho finito comunque. Cioè, questo per dire quali saranno gli ambiti di competenza del veterinario. C'è poi il discorso che sta andando avanti della certificazione del benessere che le latterie vogliono, e c'è tutto sotto il rapporto con Accredia. Per cui credo che la figura del veterinario aziendale e del Classifarm siano fondamentali e credo che la funzione della regione o di questi piani sia quella appunto di mirare alla formazione degli allevatori, alla formazione anche dei veterinari, il fatto di abituarci a vivere, a lavorare insieme. Ho finito. Ringrazio molto il dottor Parolin per la sua schiettezza in primis e per il suo senso pratico nelle indicazioni che ha dato. Sicuramente insomma, questo verrà tenuto in considerazione. Adesso molto rapidamente lascio la parola al dottor Luca Crema, al quale pongo esattamente la stessa domanda di prima, magari con riferimento invece al contesto più agricolo produttivo. Prego, dottor Crema. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, quindi che abbiamo accolto con entusiasmo, anche perché riteniamo che come categoria siamo inseriti perfettamente in questo ambito nelle aziende agricole. Ordine dottore agronomi e dottore forestali, quindi una professione che storicamente è nata per l'assistenza e per la consulenza delle aziende agricole, e di questo insomma scusate, sento un ritorno. Bene, adesso forse non c'è più. Dunque, nella consulenza delle aziende agricole diciamo a tutto tondo, nel senso che se noi andiamo a vedere quali sono le competenze, quali sono gli ambiti di attività del dottore agronomo, spaziano dall'economico al vegetale, all'animale, diciamo in senso diciamo di riflesso, perlomeno per alcuni aspetti generali. Per cui notoriamente la figura è la figura che era nata storicamente proprio per cercare di rappresentare quello che era il consulente all'interno dell'azienda agricola. E questo mi spinge un po' a dire qual è, secondo me, l'elemento su cui credo ci sia ancora bisogno nell'azienda agricola.
ossia di una consulenza o perlomeno di una guida che sia integrata all'interno dell'azienda agricola. Già è emerso anche negli altri interventi che mi hanno preceduto, no? in alcuni casi, perché si corre il rischio che questa grossa specializzazione porta in azienda molti specialisti, però con la sensazione che ognuno guarda il singolo aspetto e non si guarda l'azienda agricola nel suo complesso. Questo è un bisogno che noi notiamo come dottori agronomi, perché noi ci chiamano e spesso ci chiamano negli interventi anche di ristrutturazione globale dell'azienda o i veri e propri progetti di sviluppo dell'azienda, per cui ci chiedono un approccio che sia integrato. Quindi non un approccio di tipo specialistico, ma cercare di vedere l'ottimizzazione dei fattori produttivi dell'azienda in una trasformazione oppure diciamo, in un cambio completo proprio di indirizzo produttivo. Quindi credo questo sia un bisogno da recuperare e cercare di integrare nella consulenza. E qua mi riallaccio anche a quanto osservato dal dottor Povellato, che la base di tutto questo è sempre la base economica, no? Cioè quello di cercare, in fin dei conti, l'obiettivo di un'attività imprenditoriale è quella di avere un risultato economico. E adesso, nella modernità, dobbiamo inserire anche un risultato di un bilancio ambientale, quindi di cercare di pensare nel momento in cui andiamo a ristrutturare integralmente la nostra azienda, di pensare a tutto tondo e al futuro, nel senso che non vuol dire fare una semplice ottimizzazione di fattori, pensare a un investimento con un mero e semplice risultato economico immediato, perché dobbiamo pensare che per il futuro dobbiamo cominciare anche a valutare aspetti molto più importanti, che può essere l'impronta carbonica, può essere l'impronta idrica, può essere l'impronta ecologica nel suo complesso. Questo cosa ci porta? Ci porta ad avere un approccio come professionisti, come dottori agronomi e dottori forestali, un approccio nella progettazione che diciamo è integrato, nel senso che noi siamo impegnati anche nella progettazione, per esempio, di nuove strutture. Noi cerchiamo di avere un approccio diverso da quello di un semplice strutturista o di un semplice, più che di un progettista architettonico, no? Noi cominciamo ad andare a guardare lo sviluppo di processi produttivi, cominciamo a vedere qual è la soluzione ottimale anche su questi aspetti, cominciamo a pensare anche a quella che è tutto l'aspetto relativo, nel caso degli allevamenti, al benessere animale, quindi non ci interessa costruire una struttura che abbia determinate dimensioni. Discutiamo insieme con l'imprenditore, ma, e questo mi collego un po' con la seconda domanda, siamo anche abituati a dialogare con altre professioni, perché noi spesso siamo, diciamo, coordinatori di quello che è un progetto, che vuol dire valutazione di impatto ambientale, quindi vuol dire dialogare con chi si occupa degli aspetti naturalistici, di chi si occupa degli aspetti puramente anche di diciamo di sicurezza. Siamo abituati a rapportarci anche con chi si occupa nella gestione proprio dell'azienda agricola, per cercare di trovare dei layout anche progettuali che siano ottimizzati per l'azienda. Che questo cosa vuol dire? Vuol dire ridurre quello che è l'impiego di risorse, vuol dire anche cercare di portare uno sviluppo aziendale che sia equilibrato. Ecco, questo è l'aspetto, diciamo, su cui noi penso dobbiamo cercare di ricondurre. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per noi vuol dire una grande attenzione alla nostra formazione, perché noi dobbiamo cercare di individuare quelle che sono le migliori soluzioni e quelli che sono i migliori risultati della ricerca e della sperimentazione. Per cui noi siamo molto attenti alla nostra formazione, noi obbligatoriamente abbiamo necessità di formarci, perché abbiamo un obbligo formativo, motivo che su un obbligo formativo che pensiamo che sia in primis l'università, tanto è vero che
da qualche anno abbiamo attivato una convenzione con l'università per cercare di trovare un dialogo, e nel nostro futuro è anche quello di trovare un'apertura nella nostra formazione, perché rappresenta, credo, l'elemento essenziale, cioè quello di cercare di avere tutte quelle informazioni, avere tutte quelle tecniche per poter proporre per risolvere il vero problema dell'impresa agricola. Quindi direi che questi sono diciamo, gli aspetti più importanti. Diciamo una cosa, noi dobbiamo, e qua cerco di collegarmi anche a quella che era diciamo l'idea di trasferimento di innovazione, in cui noi dobbiamo cercare di aiutare l'azienda ad attuare queste innovazioni. Ma quello che è importante, secondo me, è anche dover seguire l'azienda dopo che ha attivato queste innovazioni. Perché una cosa è progettare, una cosa è pensare una consulenza, una cosa è pensare a come trasformare l'azienda agricola, e molto più importante però è vedere se gli effetti attesi si sono attuati, oppure se hanno avuto problematiche. Questo per il futuro di quell'azienda, ma per il futuro di tutta la comunità, diciamo, agricola che si sta sviluppando, che si sta innovando. Ecco, dopo credo altro aspetto, e qui diciamo, come ritengo importante in una vista diciamo futura, anche qua in azienda noi vediamo molte opportunità e qua parlo dell'agricoltura di precisione, no? Agricoltura 4.0. Vengono proposte ormai da moltissime ditte, no? Vengono prodotti attrezzi che raccolgono dati, però ognuno nel suo settore, e l'azienda si trova sguarnita nel riuscire a prendere questi dati, metterli insieme, trovare dei modelli che possano tradurre questi dati in scelte operative. Quindi un ambito su cui credo sarà necessario sviluppare è quello proprio di individuare questi modelli gestionali che riescano a integrare questa grandissima quantità di dati che sta per essere raccolta e viene immagazzinata in maniera diciamo, non intelligente, o perlomeno non dialogante tra i diversi ambiti, e integrarla anche con la gestione economica. Quindi un grande sforzo dovrà essere fatto, secondo il nostro punto di vista, nella gestione di questi aspetti, perché sarà effettivamente il vero elemento di sviluppo dell'azienda, sempre nel rispetto di quel bilancio che non è solo economico, torno a dire, ma è un bilancio anche ambientale, perché per non trovarci nel futuro ad aver troppo fatto un'analisi di tipo economico e trovarci sguarniti nell'evoluzione di quella che è la sensibilità della collettività in cui anche l'impresa agricola è inserita. E qui io mi fermo. Grazie. Grazie molto dottor Crema, questo è importantissimo, questo approccio di integrazione con un'enfasi sugli aspetti di sostenibilità ambientale, dai quali chiaramente non si può più assolutamente derogare, proprio per l'importanza che questi possono avere. A me ha colpito anche molto l'accenno, più che un accenno, all'importanza dell'analisi del dato, non solo raccolta di grandi numeri, ma analizzarli, pena altrimenti un pochino l'inutilità, e condivido chiaramente molto questo aspetto. Bene, adesso passerei la parola alle scuole, quindi è il momento del professor Ezio Busetto. È chiaro che loro costituiscono un pochino il primo anello della catena, perché sono quelli che formano e che preparano i potenziali consulenti del futuro, quindi il loro ruolo è chiaramente importantissimo. Capire come gli istituti tecnici agrari possono aiutare in questo e quali sono le problematiche diventa chiaramente importante in questa ottica. Quindi qui le domande sono due. Innanzitutto, come dottor Busetto vede che possa essere realizzato il collegamento tra la scuola e i comparti produttivi agricoli, e poi se ci indica in qualche modo quali sono i temi più importanti in relazione ai settori produttivi che richiedono una competenza diciamo maggiore. A lei, professor. Sì, grazie dell'invito e di questa opportunità di confronto.
Io sono un dirigente scolastico di una scuola agraria. Io sono laureato in agraria nel 1984 e sono diventato insegnante nell'87. Prima di diventare insegnante, io ho fatto un percorso di formazione di consulenza. Sono un divulgatore agricolo polivalente, fra l'altro saluto Stefano, con cui abbiamo fatto il corso insieme. Allora, la prima cosa che posso dire è che la formazione per la consulenza serve tantissimo all'insegnamento. È una cosa, cioè io ho iniziato un'attività con una serie di competenze veramente importanti. La seconda riflessione che faccio è la seguente. La formazione agraria veneta è fatta da 15 istituti. I miei 14 colleghi, nessuno ha una formazione di carattere agrario. Un ragionamento come quello che stiamo facendo adesso per loro sarebbe importantissimo, perché capire che cosa accade nel mondo agricolo e che cosa accade nel mondo agricolo nel rapporto con l'università, in andata e ritorno, e con la ricerca, la sperimentazione, la consulenza, sarebbe importantissimo, perché i miei colleghi prendono decisioni importanti per la formazione degli studenti. Tra l'altro, diciamo il numero, immaginatevi che oggi, questa mattina, tutti gli studenti sono a casa. Quanti sono gli studenti veneti che sono a casa? 7.500. Guardate che è un numero importante, cioè della serie, ci sono molti più veneti che si iscrivono a percorsi agrari che nelle altre regioni, e per certi versi alcune regioni, soprattutto del sud, sono in una crisi pazzesca, credo, collegata al fatto che, per esempio, la Sicilia ha metà degli studenti di agricoltura del Veneto, pur avendo una dimensione economica, penso, simile, insomma, in termini. Mi premeva fare questa introduzione, una riflessione veloce su cosa fanno i nostri studenti prima di andare alla risposta alle domande richieste. Quando uno studente esce dalla terza media, può fare un percorso, può sostanzialmente fare 3 percorsi agrari. Uno si chiama istruzione e formazione. Semplifico, sarebbe l'operaio specializzato. Può fare il percorso di istruzione professionale e di istruzione tecnica. Sono 2 percorsi equipollenti, sono di carattere quinquennale, ambedue, ed hanno una serie di articolazioni. La cosa che mi preme di più da specificare è la seguente. Il nostro profilo di professionale in uscita è di livello delle scuole agrarie, per questi 2 percorsi quinquennali, è in termini di classificazione delle professioni il livello 3. Un laureato nella classificazione di professione è a livello 2. È un livello, questo lo dico a livelli tecnici, è un livello EQF 4, sempre per i tecnici. Rispetto a quello che ci interessa e le sollecitazioni che mi avete detto di rispettare, credo che sia importante dire che molto probabilmente un nostro allievo in uscita non può essere automaticamente un consulente, ma occorrono ulteriori attività di formazione, anche se per certi versi su alcuni aspetti può ad esserlo, nel senso che è un tecnico agricolo a tutti gli effetti all'interno delle classificazioni delle professioni, ed ha fra l'altro degli ordini professionali diversi dai laureati, però ha i suoi ordini professionali, vedi i periti agrari piuttosto che gli agrotecnici. 3 cose legate alle specifiche domande su 3 ambiti di rapporti fra scuola e lavoro che risultano strategici. La prima riflessione da quello che vi ho fatto è la seguente. Una scuola deve cercare il rapporto con il mondo dell'impresa, non è obbligato a farlo. Anche se esistono sempre più sollecitazioni in questa direzione, anche da riforme in atto che dicono per piacere accentuate il rapporto fra scuola e lavoro,
fra scuola e impresa. Il primo ambito è attraverso, su cui spendo due parole, è nel rapporto, adesso si chiama percorsi per le competenze trasversali e orientamento, alternanza scuola-lavoro, tirocini. In questo ambito sarebbe importantissimo realizzare un'alleanza che c'è già. Io non finirò fra l'altro mai di ringraziare gli imprenditori, perché di quei 7.500 studenti, togliamo quelli di prima, ma 6.000 fanno attività di alternanza nelle imprese venete, agricole venete. Noi lo facciamo veramente, vanno a lavorare un pochino, e quindi è importante realizzare questa alleanza sempre di più, e su questo è sicuramente un'area anche di aiuto che chiediamo allo sviluppo di un progetto come questo, cioè le relazioni di cooperative fra scuola e impresa nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro sono importanti. Faccio un approfondimento ulteriore su questo tema, sulla seconda cosa che vorrei trattare e mettervi alla vostra attenzione, che sono i percorsi di apprendistato di primo livello. L'apprendistato di primo livello non è una misura di gestione del mercato del lavoro. Questo lo dico agli imprenditori, che molto probabilmente lo sanno, però purtroppo non riusciamo a fare percorsi di apprendistato. Perché? Perché ci sono problemi sia sul versante dell'impresa che sul versante dell'azienda. Io credo che questo della scuola, degli studenti, il percorso di apprendistato di primo livello, sostanzialmente arrivano al diploma lavorando molto di più in azienda. È il modello duale tedesco, eccetera, eccetera, che viene e auspicabilmente deve essere esteso anche nel nostro ordinamento, perché è un'opportunità importante, interessante di alleanza. Allora, un altro delle aree che credo che potrebbe anche coinvolgere il progetto stesso nello sviluppo è questo: superare le criticità per cui non facciamo percorsi di apprendistato di primo livello. Nell'industria si fanno già di più. Qui sarebbe da discutere molto, perché chiaramente l'imprenditore dovrebbe garantire la formazione dello studente, perché sull'alternanza fa solo 100 ore, tanto per fare numeri. Nell'apprendistato resta in azienda 600 ore all'anno e una parte deve essere formazione. Questo credo che potrebbe anche essere un interessante sviluppo. L'ultima riflessione che faccio su un'area di collaborazione, quindi di individuazione anche credo dei bisogni formativi per migliorare il sistema della formazione nel rapporto con l'impresa, è il seguente: quali sono gli organismi di governance che governano i rapporti fra scuola e impresa? Cito i due più usati e su cui chiediamo anche l'aiuto sia al progetto in se stesso e al mondo degli imprenditori, dando la totale disponibilità. Sono il Comitato Tecnico Scientifico d'Istituto, che è l'organo in cui ci si confronta fra impresa e ordini per dare delle indicazioni, per orientare l'attività formativa, e i partenariati territoriali che allargano anche al sistema più complessivo la possibilità di governare la scuola. Ecco, queste credo potrebbero essere delle piste di lavoro, di approfondimento. Grazie. Bene, grazie molto professor Busetto. Ci stiamo avviando verso la conclusione, tra l'altro siamo fuori tempo, ci scusiamo di questo. Io adesso darei la parola a Pier Giovanni Ferrarese, che penso che sia riuscito a risolvere i suoi problemi di connessione, e poi chiuderei con il dottor Trentin. Prego Pier Giovanni. Buonasera a tutti, spero che ora mi sentiate. Mi scuso innanzitutto per il problema con cui ho fatto ritardare la scaletta, sarò
rapidissimo. Ci tenevo a ringraziare il dottor Trentini innanzitutto per l'invito e, se mi permettete una battuta, complimentarmi con tutti i docenti che hanno, prima del mio intervento, anticipato, e mi avete quasi fatto pentire di aver studiato presso l'Università di Bologna e di non essere rimasto in Veneto, e quindi mi piacerebbe ritornare indietro per colmare questo grave errore con cui mi presento a voi. Come detto dalla professoressa Tiene, io collaboro nell'azienda di famiglia vitivinicola in Valpolicella Classica, ma anche in un'azienda zootecnica nel Basso Veronese. Quindi sono, prima che rappresentante dei giovani di Confagricoltura, innanzitutto un giovane, perché ormai non posso più dire giovanissimo, imprenditore agricolo. Attualissimo e interessantissimo il tema di cui oggi sono stato invitato a partecipare. La misura 2.11 è di sicuro una delle tante grandi soddisfazioni che da imprenditore veneto mi sento di poter raccontare ai colleghi di quelle regioni che, ahimè, mi tocca dirlo, non hanno le fortune che abbiamo anche sotto questo punto di vista noi imprenditori veneti. Solitamente è brutto intervenire per ultimo, in realtà dico sono molto più agevolato e così mi ha reso tutto più semplice, perché tutti gli interventi che mi hanno anticipato evidenziano quello che avrei voluto dire all'inizio. Oggi più che mai è importante fare sinergia. Io in questo genere di eventi ricordo sempre una battuta del 1875, in cui un rappresentante dell'allora Confagricoltura diceva: se vorremmo vincere in agricoltura bisognerà riuscire a creare sinergie tra il mondo della ricerca, tra il mondo delle istituzioni e tra il mondo di chi fa impresa. Ci è voluto forse qualche anno, ma direi che il convegno di oggi dimostra e sottolinea questo approccio che dal professor Sartori, con cui si è aperto, all'ultimo intervento che mi ha preceduto, mi sembra che è quello che avete un po' tutti ribadito. Per rispondere a quella che era la domanda che mi è stata posta, direi che una precisa fotografia l'ha fatta il dottor Benincà all'inizio. Anche il collega Luca Bisarello, quando ha detto io ho posto la domanda ai miei associati, la stessa cosa l'ho fatta anch'io nei giorni scorsi, e fondamentalmente noi evidenziamo 3 macro aree, se volessimo riassumerle. Una è quella della necessità di una consulenza per rispondere ai cosiddetti, noi li chiamiamo problemi in essere, che possono andare dalla cimice asiatica che sta colpendo le nostre culture in Veneto, così come possono essere quelli che sono i problemi che ho sentito affrontare prima, di dare una concreta risposta a quella che è la sostenibilità ambientale, che a noi piace definire la vera sostenibilità ambientale, quindi non la sostenibilità su carta, ma la sostenibilità capace di dare risposte concrete agli imprenditori, quindi in campo, e anche poi ai consumatori che sempre più ce la richiedono. Poi vediamo grande attenzione, quindi grande allo stesso tempo ancora interesse in quella che è la consulenza invece di processo, la consulenza operativa, quella che ci permette di portare in campo una meccanizzazione sempre più efficiente, efficace. Parliamo quindi sempre di più di agricoltura 4.0. Infine c'è quella che a noi piace chiamare la consulenza dei sogni, tecnicamente la consulenza che permette di implementare e far crescere le nostre aziende. Oggi purtroppo il fare impresa è sempre più complicato e a me piace dire, dedichiamo purtroppo troppo tempo non al fare impresa, cioè non al nostro lavoro. Io dico che il nostro più grande nemico, e probabilmente anche voi che lavorate nel mondo dell'università potrete concordare con noi, rimane ancora la burocrazia che ci ruba ancora troppo tempo dal nostro vero obiettivo, dal vero obiettivo finale. A noi piacerebbe essere affiancati, ed è questa quindi, per rispondere alla domanda, la nostra ancora più grande richiesta, la nostra difficoltà, la nostra mancanza, da una consulenza sempre più capace di far crescere le nostre aziende. Non una consulenza commerciale, perché a nostro avviso è l'imprenditore che deve saper porre la domanda giusta al consulente. Io voglio comprare la trattrice. Consulente, aiutami nel scegliere la miglior trattrice
sulla base dei tuoi studi, sulla base delle tue ricerche, sulla base del know-how che puoi mettermi a disposizione, con una consulenza, come si è detto all'inizio, sempre più cucita su misura. Una consulenza veneta, se mi è permesso, pochi mesi fa abbiamo incontrato appunto dei ragazzi, e mi complimento appunto anche in questa sede con l'Università di Padova, inviatici dall'Università di Padova, perché abbiamo totalmente reinventato il processo zootecnico di alimentazione della nostra mandria, cambiando quello che era un cosiddetto approccio di si è sempre fatto così. La cosa bellissima è stata che i consulenti con cui abbiamo collaborato ci hanno permesso di risparmiare tempo, hanno portato un know-how, un'informazione, una conoscenza all'interno della nostra azienda concreta. Prima il professor Osvaldo, il dottor Osvaldo Parolin diceva i veterinari fanno spesso fatica a confrontarsi con gli allevatori. Mi sia permesso, dottore, contraddirla. Non è vero. Quando i consulenti entrano in azienda con sapere, con esperienza, gli allevatori, se hanno chiaro dove vogliono andare, accolgono a braccia aperte queste persone. Noi ci teniamo a dirlo, noi dei giovani di Confagricoltura, ben venga il rapporto tra chi fa impresa e chi fa, come nel caso vostro, ricerca, purché questa sia, e ripeto, so che non è un termine didattico, probabilmente non è un termine corretto, purché questa non sia mai consulenza commerciale, perché allora, lo dico da imprenditore agricolo, si manda via il consulente. Noi oggi abbiamo appunto, e concludo, bisogno di questo, quindi ancora questa è una criticità. Dobbiamo continuare a lavorare, grazie appunto a questa misura, grazie a questo progetto che oggi si è presentato, per una consulenza capace sempre di più di essere cucita su misura sull'imprenditore, e quindi impegno di noi imprenditori è quello di porvi domande sempre più corrette, sempre più specifiche. Noi diciamo sempre, non deve essere l'imprenditore che fa vincere l'azienda se l'azienda non sa dove vuole andare. L'imprenditore deve avere un'idea, deve comunque pensare, che a me piace dire, ciò che è gratis non fa vincere l'impresa. L'imprenditore deve comunque avere idea di dove vuole andare, e il mondo della consulenza deve saper offrire risposte concrete e, ripeto, sempre più cucite su misura e calate sul territorio e sulle imprese presenti. Io vi ringrazio per l'opportunità, vi ringrazio per questo momento di confronto che speriamo possa essere il primo di molti, e oltre che a rinnovarvi la disponibilità dei giovani di Confagricoltura ad accogliervi sempre nelle nostre aziende, perché così potremmo fare ricerca vera e allo stesso tempo portare risultati sempre più vincenti al nostro territorio e al nostro mondo imprenditoriale, rimaniamo a vostra completa disposizione e vi ringrazio. Grazie per Giovanni, grazie della tua testimonianza, degli importanti suggerimenti, indicazioni che hai dato, e anche del tuo così accorato appello appassionato a in qualche modo migliorare, sviluppare insieme in futuro. Io passo la parola al dottor Trentin, e ne approfitto per ringraziare tutti i partecipanti di oggi per la generosa capacità in qualche modo di fornire indicazioni e di contribuire al dibattito. Sì, grazie Mara, e grazie ancora a tutti. Ci dispiace di essere andati un po' lunghi, però insomma è stato anche un piacere ascoltare i diversi testimonial, i diversi protagonisti. E concludo riprendendo praticamente la frase di Dante Alighieri, rubando la battuta al collega che me l'ha mandata, e quindi fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire virtù, conoscenza e consulenza a questo punto, perché comunque la consulenza fa parte ormai del nostro essere. Io saluto a tutti, un arrivederci a presto, sicuramente come diceva Mara Tiene, ci riceverete anche il questionario, l'indagine che appunto di cui parlava Mara Tiene, e un arrivederci a presto e grazie ancora a tutti.